Ben ritornati, buonasera cari telespettatori, ben arrivati anche i nostri ospiti che adesso vi presento subito. Vi ricordo, come sempre, siamo in diretta, importantissima la vostra partecipazione, il vostro punto di vista, sfogatevi, approfittate, dite la vostra opinione, è estremamente importante anche naturalmente per i presenti, per avere un po' il polso della situazione, con moderazione e non sono ammessi nei messaggi che potete mandare le parolacce, questo lo dico in esordio così evitiamo già di ricevere messaggi che poi non possiamo mettere in onda, quindi questo è il presupposto. Tema di oggi, se è a rischio la tenuta sociale, anche la tenuta sociale del nostro paese, questa è una frase mutuata il 10 maggio dal ministro Passera, che sosteneva appunto che sarebbe a rischio la tenuta sociale del nostro paese, dell'Italia, dopo i mesi di rigore del governo Monti, dopo una politica comunque che ha visto una tassazione molto pesante in capo soprattutto a cittadini che non riescono a sostenerla, dopo una riforma delle pensioni che la stessa ministra Fornero ha ammesso suo malgrado essere stata non completamente idonea per quel che è lo strato sociale dei pensionati, quindi ha fatto quasi un'autocritica a riguardo, però di fatto poi la riforma è stata attuata alla luce di una riforma del lavoro che ha visto l'articolo 18 preso in esame ma poi non attuata completamente, e di una situazione economica che effettivamente non sembra essere delle migliori, a dirla poco sta precipitando, il debito pubblico non ha mai raggiunto i vertici di ieri e quindi il PIL in totale crollo, siamo in piena recessione. Quali possono essere i presupposti in un'Europa che vede la Grecia andare al voto, probabilmente decidere con una forma quasi referendaria per tornare alla dracma e quindi lasciare l'euro? Sarà poi la volta dell'Italia o quella del Portogallo, non lo sappiamo, però noi comunque, voglia o non voglia, ne siamo coinvolti. E nel frattempo, in tutta questa situazione che ci mancava anche, tornano delle escalation di terrorismo molto importanti e da non trascurare assolutamente, rivendicate a pieno titolo come ben sapete, e non solo, atti di rivolta da parte dei cittadini, di intolleranza che ci si poteva aspettare perché ormai sono mesi che ne parliamo anche nelle varie trasmissioni nei confronti di Equitalia, capro espiatorio della situazione, nulla da dire contro i poveri dipendenti che operano e che lavorano tranquillamente, però è ovvio che il cittadino contro qualcuno si sfoga prima di arrivare ad altri livelli, perché poi se la cosa continua è ovvio che non si ferma là e lo si prevede, è prevedibile, dopo è inutile meravigliarsi. Quindi noi cerchiamo di capire cosa vuol dire tenuta sociale, perché che pericolo ci può essere, cosa si potrebbe fare, tante volte se ne è parlato, soluzioni poi anche i cittadini le hanno date perché arrivano continui messaggi per quel che riguarda la revisione della spesa pubblica nel sito del Ministero, però poi verranno presi provvedimenti almeno a livello esemplare oppure no? Protagonisti con noi in studio abbiamo Mariella Mazzetto, consigliera comunale di Padova della Lega Nord, ben arrivata. Buonasera, qui con noi. Grazie. Ben arrivato anche Claudio Pirona, assessore del Comune di Padova, del PD, grazie anche a lei di essere qui con noi. Abbiamo alla mia sinistra Massimo Zanetti, coordinatore provinciale Italia dei Valori, buonasera, però anche segretario generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze della UIL, e quindi sopra questa duplice veste ovviamente farò anche ricorso. E poi ben arrivato anche al nostro Adriano Pozzato, che è il segretario provinciale della CISL di Padova. Buonasera. Non da ultimo, aggiungo, tra i vari temi caldi c'è l'allarme perché sono in atto questi 1000 licenziamenti alla Safilo, che è un'azienda importantissima per il tessuto sociale, economico e produttivo del Veneto e non solo a livello nazionale. Di conseguenza c'è una mobilitazione in atto, c'è una grossa azione che si sta cercando di coordinare perché questi lavoratori, è intervenuto anche il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, bisogna metterli in una situazione di reggersi, non si possono lasciare a casa. Attenzione che però in virtù della riforma che è stata attuata nel mercato del lavoro molti sono a termine, a tempo determinato e quindi non hanno nessun tipo di sussidio e di supporto e quindi questo è un altro sistema di tenuta sociale che forse non regge. Il 24 maggio manifestazione a Venezia dell'ANCI del Veneto per il discorso dell'IVU.
Solo questo lo mettiamo sul piatto della bilancia. Allora, prima di partire insieme vediamo un contributo così un po' per riscaldare gli animi, un punto di rottura che è stato analizzato per quel che riguarda la CGIL, visto che abbiamo qui Will Cisl, sentiamo la CGIL, quindi la Camusso cosa dice? È indice di una riflessione che vorremmo proporre a tutti, che spesso si discute di qual è il punto di rottura di tante cose, nessuno discute mai di qual è il punto di rottura per i lavoratori e le lavoratrici e per i pensionati e le pensionate rispetto alle scelte economiche che si fanno. E noi pensiamo che il punto di rottura sia molto vicino, perché se non ci sono risposte si determina una condizione sempre più evidente, che è quella che non ci sono speranze, prospettive di cambiamento, idea che possa cambiare una situazione che vedono regredire giorno per giorno. E prima di arrivare a un punto di non ritorno, noi pensiamo sia possibile, necessario, auspicabile e rivendicabile che il governo cambi la politica economica che ha. Ovviamente molto spesso la risposta che viene data è quella che ma l'Europa non ce lo permette, ma gli impegni che abbiamo con l'Europa, e non solo cose che stanno avvenendo intorno a noi al di là delle Alpi dimostrano che anche l'Europa può cambiare, quindi che si apre anche quella prospettiva, però una delle cose che vogliamo dire è che non è vero che c'è una sola modalità di stare in Europa e di rispondere ai vincoli che chiede l'Europa. L'Europa non ci ha chiesto di non fare la patrimoniale, per esempio. Fare o non fare la patrimoniale è una scelta in capo a questo governo. Se non lo fa, decide che non ci sono né equità rispetto ai lavoratori né risorse per decidere di cominciare a invertire una tendenza. Allora, io comincerei da lei, Assessore, da queste frasi. Da un lato la patrimoniale che sembra appunto l'Europa non ci costringesse a fare ma ci porterà ad ulteriori sacrifici, e dall'altro l'invocazione della Camusso di cambiare la politica economica, cambiare rotta prima che sia troppo tardi. Lei come la vede? Ma io la vedo così, non possiamo dimenticarci che questa situazione registra un ritardo di almeno 4 anni. Noi abbiamo registrato i primi sintomi della crisi nel 2008 e da allora in poi abbiamo atteso almeno 3 anni prima di intervenire in maniera conseguente, coerente con gli allarmi che erano stati lanciati. Altri paesi si sono mossi, ma al di là di questo io sono convinto che se non guardiamo al passato non per replicare uno sull'altro, ma per capire dove abbiamo sbagliato, dove abbiamo perso tempo, rischiamo anche ora di lasciarci prendere dalla situazione molto, molto difficile e però di guardare solo al presente. Allora, all'epoca sono stati fatti degli errori madornali, noi abbiamo regalato 4 miliardi sulla vicenda all'Italia, abbiamo sprecato 1 miliardo sul ponte di Messina e potremo continuare. Oggi che cosa possiamo fare? Io sono convinto che l'allarme sociale sta diventando sempre più forte. Basterebbe stare in assessorato o nei settori sociale, scuola, per alcuni giorni di fila e ci si rende conto che sono centinaia i casi aumentati nel giro di 1 o 2 anni di famiglie che fanno molta fatica a pagare la retta, a pagare la mensa, a sostenere le spese che sino a 1 o 2 anni fa riuscivano a sostenere. Allora io credo che da una parte dobbiamo avere la capacità di guardare i tempi medi, di fare degli investimenti strutturali forti su questo Paese, dall'altra dobbiamo dare dei segnali immediati. La patrimoniale è una strada, è una possibilità. Ma la stanno valutando al governo? Io non lo so se la stanno valutando, non ci credo molto, però sono convinto che chi più ha più deve dare. Se noi guardiamo le indagini, le ACLI, un anno fa ancora quasi, ci hanno detto che ogni giorno un dirigente in questo Paese guadagna 356 euro in più rispetto a un operaio, che alla fine dell'anno sono 130.000 euro di differenza. Allora, siamo in grado, e qui ci sono anche i sindacati e possono darci un aiuto, di dire da subito che si tagliano
certe pensioni oltre un certo livello, che si tagliano gli stipendi dei manager oltre un certo livello, che si tagliano prebende, rimborsi a dirigenti dello Stato e di aziende private oltre un certo livello. Questo Paese può permettersi di non farle queste scelte. Certo. Vogliamo decidere di andare in Svizzera e fare come fanno gli altri paesi e farci dare 50 miliardi almeno, 70, 80, visto che 150 sono lì posizionati? Vogliamo decidere che facciamo anche noi quello che si fa in America: se tu non paghi le tasse rischi di andare in galera. Credo di aver letto qualche tempo fa che i carcerati in America, il 47%, sono carcerati perché in qualche modo hanno frodato il fisco americano. Ecco, con pene più o meno lunghe dal punto di vista detentivo. Però questo è un modo di, come dire, preservare il bene comune attraverso il fatto che tutti devono dare quanto la legge prevede in termini progressivi e di progressività. Io credo che nell'immediato queste cose bisognerebbe avere il coraggio di metterle in atto. Assolutamente. Mazzetto, cosa dice? Io ho fatto un elenco di cose possibili che sarebbe giusto fare. Intanto la patrimoniale pare che sia proprio un qualche cosa di inviso a tutti. I governi precedenti, dove c'eravamo anche noi, il governo attuale, cioè è proprio un qualche cosa di intoccabile. È proprio la casta, ecco, è stato usato tanto il termine casta per la politica. Noi diremo che i ricchi, i super ricchi, al di là di manager, ma i ricchi insomma, chi ha un profitto forte e non viene tassato. Abbiamo visto che questo governo ha tassato i poveri, ha tassato i pensionati, quelli che sono a lavoro fisso, cioè tutti quei redditi bassi, facilmente rintracciabili, e quindi noi abbiamo una povertà diffusa oggigiorno attraverso, come si può dire, le regole che ha attivato questo governo, che tra l'altro, essendo formato da tecnici, mi pare che hanno ricoperto incarichi molto importanti e incarichi di dirigenza elevata, non hanno mai avuto il contatto con quella che è la realtà quotidiana. Sembra che vivano veramente una specie di peruranio. Cioè li vedo molto staccati, molto freddi, a parte le lacrime così da coccodrillo, scusate, della Fornero che abbiamo visto, insomma, la mazzata che ha dato appunto ai poveri, rendendoli ancora più poveri. E allora vuol dire che questo governo non ha una strategia in testa, non ha, perché altrimenti avremmo incominciato subito con la patrimoniale, avremmo incominciato a dare alla casta dei ricchi, a dare una mazzata, ma siccome appartengono a quelle categorie, cioè è come se uno voglia uccidere se stesso, appartenendo a categorie privilegiate non avrà mai potuto fare quello che neanche la politica è stata capace di fare. Allora mi domando se l'antipolitica, che ha un vento così forte in poppa, se questi tecnici non sono capaci di fare quello che neanche la politica ha fatto, se i tecnici hanno bisogno dei badanti, di altri tecnici e di tecnici, significa che questo paese è veramente un paese che è difficile riformare. Ecco perché nasce il brigatismo, l'eversione. Cioè l'eversione, l'ideologia, ancora una volta, prevale sui fatti. Comunque vediamo anche messaggi che hanno detto non sono niente il terrorismo, dicevo un messaggio a confronto. Cosa ha detto? C'è un messaggio che è arrivato che diceva che è niente il terrorismo rispetto all'ira, diciamo così, alla rabbia delle gente. Sì, ma voglio dire che poi, sa, c'è chi approfitta di una situazione difficile, che poi si ammanta di qualche cosa di cui i cittadini non hanno bisogno, tra l'altro, perché i cittadini non hanno bisogno di terrorismo, non hanno bisogno di atti intimidatori nei confronti di coloro che ricoprono determinati ruoli, penso, di Italia, ma i cittadini hanno bisogno di far fronte ai loro problemi. Allora, tassati, supertassati, chi ha il cedolino, insomma, della pensione, visto che è sempre stato decurtato in continuazione, i comuni hanno messo, potendo giocare sull'IRPEF, l'addizionale, l'acconto ancora sull'addizionale è ricomparso. Cioè chi è attento, penso che il sindacato in questo sia maestro, sia sovrano, possa vedere come in realtà i lavoratori, i pensionati, i lavoratori dipendenti, i lavoratori poi quelli che, tanto più non soltanto quelli a tempo indeterminato, ma anche i cosiddetti statali, contro i quali si è verificato un caso che è stato, diciamo, messo in rilievo nel Corriere della Sera, dove la Corte dei Conti dice che c'è un esubero di statali. Ecco, allora significa che tutti quanti arrivano a una conclusione oggigiorno, ma nessuno fa come niente, se nessuno, come se nessuno avesse mai
tenuto presenti i problemi di un tempo. Un attimo Io dico solo, che anche il mondo sindacale ha le sue colpe, non dimentichiamo, ci sono professioni che sono super protette dai sindacati, lavori, altri invece no. E quindi insomma anche il sindacato penso che è giusto e bene, attraverso la Camusso che ha parlato veramente da leader, che cambi rotta, cioè incomincia a impegnarsi in maniera fattuale, in maniera reale come Pozzato, rispondendo anche poi a un messaggio che è arrivato, cioè ci sono vari messaggi che stanno arrivando e quindi mostra proprio la rabbia delle persone a fronte a una situazione di difficoltà. La medesima domanda che avevo fatto un po' all'inizio e quindi di commentare quanto ha detto la Camusso. Sì, allora. Cioè cambiare la politica economica ma anche istituire eventualmente una patrimoniale, anche se di patrimoniale ormai ce l'abbiamo perché l'IMU sulla casa è una patrimoniale bella e buona. I poveri però. Si può dire tutto e dipende come si vuole interpretare le questioni. Del fatto della patrimoniale, ma tradotta che chi ha di più deve pagare di più, è una cosa consolidata che da più di un anno noi stiamo dicendo. Ma non è solo chi ha di più deve pagare di più. La comunicazione è, in un tempo di crisi così profonda e devastante come quella che stiamo vivendo, chi ha di più deve contribuire di più. Cioè chi ha di più deve essere a disposizione di questo paese, di questa comunità, di cui non gliene frega nulla o poco, ma la responsabilità è anche questa, perché in tempo di vacche magre o si è giusti oppure qualche rischio si corre. Faccio degli esempi. L'anno scorso, prima manovra Monti, lacrime della Fornero. La Fornero, ricordo che le venne da piangere quando diceva che non si poteva dare di più a 3 volte tanto il minimo per la rivalutazione dei pensionati, sì. no? Poi invece da 2 si rivalutò 3 volte tanto, ma soprattutto nella seconda sessione venne inserito un taglio del 10% delle pensioni sopra i 200.000 euro. Le lacrime avvennero nella prima sessione, non nella seconda, ma nella prima sessione il taglio del 10% sulle pensioni oltre i 200.000 euro non c'era della serie del 10% sopra i 200.000, ma del 40%. Sì. Quello che chiedevamo allora era un contributo di solidarietà, parlo per la casa che rappresento, per la CISL, noi abbiamo fatto una cifra, chi ha più di 90.000 euro paghi il contributo di solidarietà, che voleva dire per uno che aveva 91.000 euro al mese pagare al mese 2,37 euro netti. Effettivamente avrebbe dovuto pagare questi al netto che poi ci sarebbe stata una decontribuzione. 2,37 euro, non è passata sta cosa di 2,37 euro al mese, perché l'ordo faceva 5, in epoca in cui tutti si scandalizzarono, perché fu detto ai calciatori milionari che dovevano dare qualcosa. Sì. Il paese ha tutelato queste quantità economiche e le ha rese intoccabili. Allora, la questione scusa Piero, o la società, la questione deve essere molto precisa su queste cose. Faccio un esempio sulla questione dei compensi. In luglio dell'anno scorso abbiamo manifestato, noi della CIS davanti alla prefettura, abbiamo fatto delle proposte al prefetto. Una era, ce n'erano 3, e una era sui costi della casta. Chiedevamo che facesse il monitoraggio, poi anche se l'ha fatto immagino che non ha dato il riscontro positivo, che facesse un tavolo per mettere in maniera trasparente i compensi degli amministratori della casta politica, allora era di moda dire casta politica, in trasparenza. Qual è il problema? E anche di tutti i nominati nelle società, nei CDA. Perché io rispetto chi con abnegazione fa l'amministratore locale,
Ma spesso l'amministratore locale che dice io prendo poco, poi magari ha 2 o 3 incarichi di cui nessuno sa nulla e che alla fine gli produce tanto. A me non interessa dare un giudizio negativo, dico solo c'è bisogno di mettere trasparenza, cioè nero su bianco e sul tavolo i dati. Se siamo d'accordo, non aspettiamo Roma, lo facciamo qui a Padova. Cioè se a Padova siamo d'accordo che nel tavolo prefettizio tutti i compensi pubblici di chi è nella politica, nella società, vengono messi non per giudizio, ma per valutare la buona misura, ecco, sarebbe un'occasione a Padova per mettere una leva del cambiamento da questo punto di vista. Su questa cosa che in Italia è intoccabile. E facciamo un esempio, su i livelli di stipendio, come dire, abbiamo visto la settimana scorsa in Parlamento come dire, un emendamento che è stato votato appunto contro, no? Sulla questione del compenso per i manager pubblici, del compenso elevatissimo sui manager pubblici, ma quasi quasi passava, cioè ancora oggi di fronte a questa situazione è una roba meravigliosa, se non incredibile. Quindi dovrei sentire Zanetti, perché poi tra l'altro mi ha dato prima una lettera che ha scritto alla posta dei lettori, no? Quindi, sì, come semplice cittadino. Come semplice cittadino, sì, in cui sottolinea il fatto che Amato prende come pensionato 31.000, Giuliano Amato prende 31.411 euro, 22.048 dall'Impdat, 9.300 euro dal Parlamento. Sono tantini, sono 10 posti di lavoro. 10, esatto, sono tantini. Per fare un esempio. Ma guardi, io penso che la cosa che a me personalmente, insomma, come cittadino ancora prima anche dipendente della pubblica amministrazione e questa sera come colui che fa un po' di politica gratis et amore Dei senza nessuna carica, io penso che di fronte a un male di cui non se ne sa la cura possiamo, come dire, discutere e disquisire a lungo. Quando il male si conosce e c'è la cura, a me fa molto arrabbiare che la cura non si applichi, perché a questo siamo. E forse i mali dell'Italia sono assolutamente conosciuti, non c'è bisogno di indagarli ancora, ci sarebbe bisogno di procedere oltre. Faccio degli esempi, perché io di solito parlo con dati che poi non sono mai, come dire, no, non sono quelli, perché sono o dati statistici nazionali, Dipartimento delle Finanze, che è uno dei dipartimenti del Ministero, per esempio sulla questione dell'evasione, ma do anche dei dati simpatici. Ho citato quello, ma vede, in questo paese abbiamo il capo della polizia che prende 620.000 euro di compenso anno, sono 51.000 euro al mese. Il capo dell'FBI negli Stati Uniti ne prende 113.000 e ha 300 milioni di abitanti, noi ne abbiamo 60 milioni. La Camera dei Deputati la settimana scorsa ha comprato la carta igienica farà ridere, in realtà fa piangere, fino al 2044, spendendo 45 milioni di euro. Hanno risparmiato, direi che potrei andare avanti perché ce ne sono centinaia, potrei parlare del presidente dell'Inps che ha 1.200.000 euro di compenso, che ha 25 incarichi, potrei andare oltre. Allora, voglio dire, Parlamento che prende potrei andare avanti fino all'infinito. Potrei andare avanti, ma questo mi serve per dire che cosa? Che probabilmente c'è qualcosa di viziato al quale abbiamo due possibili strade: o vi poniamo rimedio, e vi poniamo rimedio da ieri, non domani, oppure temo che il messaggio che ha mandato il suo telespettatore, dove dice quale brigatisti, tra un po' siamo noi che siamo costretti, ci avete messo nelle condizioni di non essere più democratici, anche perché hanno tolto anche quell'aspetto della democrazia, invece di fare in 2 minuti con una legge ordinaria, una legge elettorale per consentire ai cittadini di scegliere chi deve essere amministrato, ancora non se ne parla. Allora il problema è che c'è lo spazio per agire. Come si agisce? Lei faceva riferimento, lei e anche la Mazzetto prima, all'evasione fiscale. In questo paese abbiamo 17 punti di PIL di evasione fiscale, sono circa 140 miliardi di euro. Abbiamo 22.383.000 lavoratori dipendenti e 15.594 pensionati, che producono il 93,7% del reddito che entra nelle casse del Ministero dell'IRPEF. Okay? Abbiamo in questo paese statistiche del MEF, dichiarazioni 2011, redditi 2010 pubblicati la settimana scorsa, abbiamo 80.000 cittadini italiani che dichiarano redditi superiori ai 200.000 euro. Sono state immatricolate l'anno scorso automobili di importo di 160.000 euro nella misura di 350.000. Domando, ma se solo 80.000 hanno dichiarato
no? Su redditi superiori a quell'importo. Quali sono questi altri signori che hanno comprato queste automobili? Allora, siccome non abbiamo niente da scoprire, la politica deve fare il suo mestiere, cioè fare delle norme che non vadano a... Guarda, io non ce l'ho con la ricchezza anzi è un bene che dovrebbe essere, no? Quanto più allargato possibile, però non è più accettabile che in questo momento vi sia il signor Amato nominato dei tecnici, un altro tecnico per fare le cose che dovevano già fare loro, che prende 30.000 euro. No, ma quello lo fa gratis. Ma quello lo fa gratis anche perché i compensi che prende in altra maniera li conosciamo, li ho pubblicati anche lì. Allora io penso che è arrivato il momento che, insomma, che la politica dia dei segnali precisi, perché altrimenti poi non ci si può stupire se il fenomeno dell'antipolitica dilaga. La gente a un certo punto dice: io cos'altro devo fare? Altrimenti devo passare a forme che non sono, come dire, democraticamente accettabili, però prima o poi, se non stiamo attenti, si rischia di arrivare. Esatto, quindi effettivamente il rischio tenuta sociale del Paese c'è. Andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme, vediamo di commentare un po' questa situazione e soprattutto anche chi opera nella politica cosa ne pensa di poter agire nei territori in che termini. Allora, dicevamo a rischio tenuta sociale e soprattutto il problema della logica terroristica che si sta innestando, prevedibile. Vediamo il contributo. Poi sono stati esplosi i colpi di Genova contro un dirigente dell'Ansaldo ed è scattato l'allerta massimo, il riaffiorare di una logica terroristica e di gruppi armati disposti a colpire richiedono una risposta immediata del governo e degli apparati di sicurezza, di qui la nomina di De Gennaro, che è stata accolta con favore sia a destra che a sinistra degli schieramenti politici, anche se questa mattina Matteo Orfini della segreteria del PD parla invece di un incredibile errore di Monti. Nell'agenda di De Gennaro subito la sfida del nuovo terrorismo informale e il riassetto delle due agenzie di sicurezza, a partire da quella dell'interno con il mandato dell'attuale capo Piccirillo in scadenza a fine mese. Assessore Piron, è eccessivo prendere queste cautele? Tra l'altro Gianni De Gennaro, sottosegretario con delega ai servizi segreti, con esperienza in passato molto importante, estremamente qualificato, è creare anche allarmismo, perché poi tra l'altro sappiamo che l'esercito è stato allertato, mobilitato in questo senso, oppure c'è qualcosa di più che non viene detto e quindi è molto giustificato avere questo timore, perché in un tessuto sociale in crisi sempre ci sono queste escalation che poi sono organizzate, però in un momento di tranquillità non avrebbero ragione d'essere. Come la vede lei? Ma io credo che noi dobbiamo restare con i nervi ben saldi in questi frangenti e non dobbiamo mettere benzina sul fuoco. Certamente però non va sottovalutata la situazione nella maniera più assoluta, bisogna essere molto vigili e credo che sia giusto allertare il Paese. Questo lo dico, personalmente ho questa convinzione, che in un momento di grande difficoltà per tantissime persone, che però non compaiono mai nei TG, non fanno mai notizia, non fanno cronaca, se non quando succede una violenza in casa o succede un problema grosso nelle famiglie, ecco, il tema dell'ingiustizia, il tema delle discrepanze enormi, rischia di generare molto malcontento e lo scollamento tra chi governa, tra chi vive in una situazione che sta sopra un po' le nuvole e non è mai a contatto con la realtà, ecco, rischia di, a mio avviso, mettere delle tossine molto pericolose nel corpo sociale, per cui può bastare nulla, una scintilla, una persona con poco equilibrio, in una manifestazione, in una situazione dove gli animi si surriscaldano e può scapparci l'episodio grave. Io dico che dobbiamo stare attenti, però non basta stare attenti, occorre prendere i provvedimenti, perché oggi bisogna dare dei segnali che si va nella direzione, non dico della giustizia perché sarebbe pretendere troppo, ma dell'equità sì,
questa è una voce che questo governo ha messo tra le 3 sue priorità. Sull'equità deve investire molto. Sviluppo e equità praticamente sono assenti, c'era solo il rigore per il momento. Molto di più, e dobbiamo farlo subito, immediatamente, non possiamo stare qui ad aspettare. Ad esempio, le rendite finanziarie sono diverse dalle rendite che arrivano da aver prodotto lavoro. Allora, se un imprenditore produce lavoro, produce possibilità di posti di lavoro, va in qualche modo riconosciuto e tassato in maniera diversa da chi, avendo dei soldi, li ha reinvestiti semplicemente e ha avuto una rendita. Oggi sono tassati meno questi rispetto a chi produce lavoro, con la fatica che c'è oggi nel produrre lavoro. Non possiamo permetterci... Non possiamo assolutamente permetterci questa situazione, così come si diceva prima delle pensioni d'oro e di altri fatti. Ecco, io credo che su questo dovremmo prendere dei provvedimenti immediatamente, ci servono dei segnali immediati, non si può stare a discutere per mesi e mesi e mesi se è giusto o non è giusto. È giusto, è sin troppo giusto, perché se succede qualcosa di grave, poi i problemi, le ripercussioni sono per tutti ed è difficile bloccarle poi a fuoco acceso. Assolutamente, questo senza dubbio. Cosa dice come esponente comunque della Lega? Noi siamo l'opposizione come l'Italia dei Valori. Comunque il fatto di essere l'opposizione non significa di non essere presenti, di non partecipare, ma di essere, come si può dire, dei promotori di iniziative diverse, alternative a quelle del governo, e di mettere alcuni paletti, alcune realtà sotto i riflettori del paese, che servono al paese, servono al nord, servono al nostro Veneto, servono al paese. Questo governo è in realtà, e l'ho detto prima, quando il ministro Passera ha detto no, ma insomma, la tensione sociale, la tenuta, esplose una bomba sociale, ma questo io penso che avrebbe dovuto saperlo. Prevederlo. Il fatto del comportamento, e poi adesso con l'IMU che diventa un qualche cosa ancora di un punto interrogativo. No, scusi, tu non intermetti, io non ti ho mai interrotto. Dopo stavolta degli altri non diciamo scemenze davanti a una televisione, no, perché sono drammi veramente. Di l'IMU sulla prima casa, ha visto un'email prima, ho visto che la casa non produce reddito, solo spese. Che la casa per mantenerla si spende il riscaldamento, l'amministratore, insomma anche nelle case alte c'è l'amministratore, bisogna che vengano pagati chi amministra, chi tiene la logica è questa, chi anche non ha un lavoro ma una casa deve guadagnare per poterla mantenere. Un costo vivo, per poi è aumentata l'elettricità, è aumentato il gas. Io penso che tutti voi leggiate le bollette come le leggo io, anche se le paga la banca, però le vedo, mi arrivano a casa per non andare a dimenticarmi logicamente, e vedo come le tasse, le aliquote sono aumentate. Allora tutto riguarda la casa, riguarda un bene che è un bene forte, un bene che poi gli italiani hanno, a differenza di altri paesi europei per esempio, no, come bene primario, farsi la casa in campagna, venga da una società cittadina, ma io mi ricordo, ho insegnato per tanti anni nei campi, no, in campagna, e tutti farsi una casa, si aiutano l'uno l'altro, c'è questa specie di humus, come si può dire, di generosità, di solidarietà per farsi un bene fondamentale, perché avere una casa significa potersi sposare, significa esserci, significa dare un tetto ai propri figli, significa la continuità ed avere anche un tetto da vecchi. Adesso l'IMU anche per i vecchi che sono all'ospizio, ma vi rendete conto? La tenuta è logico che crei lo spazio per il privatismo, per cui vuole l'eversione sociale, che è diversa, l'eversione sociale, e perché l'ideologia sono tutte quelle frange antagoniste della sinistra, perché noi lo diciamo, quelle frange antagoniste che non hanno trovato spazio. Un attimo solo che c'è una telefonata, sono Mazzetto. Tutti quelli che aizzano e vogliono che cosa? Mettere benzina sul fuoco e portare il paese allo sfascio, più di quanto non lo sia. Allora, sentiamo un telespettatore o telespettatrice, pronto? Buonasera, sono Maurizio Guerra da Chiara, provincia di Verona. Prego, buonasera. Concordo pienamente con quello che ha detto l'ultima signora, ma io dico di più. Ora, se io, che sono fortunato perché sono vedovo e prendo 470 euro, non trovo da lavorare da nessuna parte perché ho 49 anni, perché sono disoccupato oltre ad essere vedovo, cosa devo fare? Stare sempre fermo? No, io non ci sto fermo, io non sono come quelli che si suicidano, perché io prima di suicidarmi vado a prendermi il pane dove si trova. Giusto. Quando
mi viene a dire che devo fare i sacrifici io, una persona da 82 anni che percepisce 70.000 euro al mese, che è il signor Napolitano, e che lui starebbe bene con 5.000 euro al mese perché ha tutto gratis, perché io disoccupato e fortunato perché sono vedovo devo pagarmi il biglietto dell'autobus, signor Napolitano no, assolutamente, ma io mi prendo un mitra in mano all'ultima possibilità. Certo. E mi auguro che ce ne siano degli altri, perché non ne veniamo più fuori, perché tra l'altro stanno facendo cose per far scappare gli imprenditori che vogliono creare lavoro in Italia, perché quando un imprenditore la sua impresa viene tassata al 70%, questo qua va dall'altra parte dove gli ridanno i soldi perché incentivano il lavoro. Senza dubbio. Mi auguro che scoppi presto una rivoluzione in Italia, perché siamo stanchi. Grazie del suo intervento. Grazie, buonasera. Lo sfogo è lecito, è comprensibile, ma poi è uno dei tanti sfoghi che si avvertono e è comprensibilissimo. Rispetto alla questione dell'IMU, io voglio dire solo questo. Allora, la manovra decreto salute Italia... No, volevo chiedere però, secondo lei è capito questo tipo di rabbia a livello governativo? Perché noi la percepiamo sul territorio, ma è sensazione che ci sia io ho la netta sensazione che ci sia una sottovalutazione, non posso dire che non capiscono nulla perché non è vero, però che ci sia un'importante sottovalutazione, sì, nonostante se si prendono le statistiche dell'Istat pubblicate la settimana scorsa, 8 milioni di poveri, un giovane senza 2 al sud senza lavoro, nel nord 1 su 3. Non ci sarebbe bisogno che qualcuno glielo ricordi qual è il problema. E anche sulla questione dell'IMU, che so benissimo di sfondare una porta aperta, io però dico, siccome è necessario che rientri una serie di soldi perché sono successe delle cose nei 3 anni precedenti con il governo precedente, è evidente, però il problema è che quei soldi, l'IMU porta nelle casse dello Stato 11,7 miliardi di euro. Questo è quello che entrerà nel 2012 grazie all'IMU. Dove si potevano recuperare? Perché la domanda è, andiamo a colpire signori come questo, ce ne sono altre migliaia, forse decine di migliaia, e perché non si è fatto un altro tipo di intervento? Uno mi potrebbe dire, quale? Semplice, si ratificava la convenzione con la Svizzera sui patrimoni scudati, cosa che hanno fatto altri paesi europei, e 3,5 miliardi erano già nelle casse dello Stato, ne mancavano però 7. Dove si potevano recuperare? Dicendo per esempio che gli F-35 che costano 8 miliardi quest'anno ne costano 6 l'anno prossimo, 4,5 nel 2014, andiamo avanti, si poteva dire siccome non siamo un paese in guerra, forse in questo momento possiamo evitare di spendere quei soldi in quelle commesse e potrei andare avanti. Allora, voglio dire che cosa? Che se poi alla fine chi deve pagare è il lavoratore dipendente, il pensionato, il cittadino che campa con 800 euro, se poi quel signore non ne può più è difficile dire che c'ha torto. Tanto più in un momento in cui gli si chiede a questo signore e a tanti altri signori come lui, no? Magari anche imprenditori che hanno fatto di tutto per tenere in piedi la loro impresa, che loro devono continuare a fare i sacrifici, tanto tranquillamente la politica continua ad avere i suoi costi e nessuno glieli tocca. Dopo se si incavolano, no, è difficile dire che ci hanno torto dal mio punto di vista. Sì, però bisogna avere anche il coraggio di dire che l'IMU è stata reintrodotta perché è stata tolta in maniera demagogica, perché il governo precedente, il governo Berlusconi, dove anche la Lega era al governo, ha deciso di togliere l'ICI a tutti. Non è una giustificazione. No, non è una giustificazione, ma è per dire, Marzetto, che le scelte hanno delle conseguenze. Ma la politica del futuro non viene fatta con la testa rivolta all'indietro. Posso finire? No, con la testa rivolta all'indietro. Con la testa volta all'indietro non combini niente. Quando l'avete tolta, tutti hanno sollevato un respiro. Ma non è niente vero. Come no? Anche tu. Quando l'avete tolta, eri contento di pagarla? Quando l'avete tolta dopo che Prodi aveva già tolto sulla prima casa per i redditi come quelli del signore che ha telefonato. Quindi le fasce più deboli erano state protette. Si poteva fare di più. Forse però, sì, allora bisognava lavorare su questo. Ma quando la togli tutta e la togli che è una specie di patrimonio, è una pseudo patrimoniale, la togli anche a chi poteva permettersi di pagare queste tasse. Non deve essere tassata, però voglio dire, l'imposta comunale sugli immobili non deve essere tassata. Ma non diciamo un flash in
la casa, come tutti i patrimoni, è indice di benessere, indice di ricchezza. E uno che ha 500 euro al mese ha una casa è ricco. Allora, il problema è questo: in tutta Europa esiste l'imposta comunale sugli immobili, si chiama in maniera... Vi state dicendo una cosa che messa insieme poteva trovare una soluzione intelligente. L'imposta comunale sugli immobili esiste in tutti i 27 paesi europei, però come è in alcuni paesi europei? Intanto ha le caratteristiche della progressività e fino a un valore di immobile, vi potrei fare degli esempi di alcuni paesi, di 350.000 euro dell'immobile, l'imposta non si paga. Andiamola a migliorare, ma introducono l'IMU, fanno una rivalutazione dell'estimo catastale del 60%, che significa che arrivano di quelle legnate adesso qui a giugno. Stiamo discutendo ad oggi perché averla tolta 3 anni fa ha significato un mancato incasso per anni. Per anni. E allora quel mancato incasso ha fatto sì che anche chi aveva un castello, una reggia, non avesse pagato più nulla. Allora abbiamo il coraggio di dire che c'è una differenza sul tassare la casa, la prima casa, e giustamente deve essere fatta con la massima attenzione, anche se come quando vivi in condominio hai delle tasse da pagare, hai dei costi di manutenzione del condominio da pagare e la suddividi tra tutti, allora con la progressività io sono d'accordo, si poteva eventualmente migliorare, ma toglierla è stato un errore, perché noi siamo stati con i buchi di miliardi. Ma neanche rimetterla come è stata messa adesso. Allora, questo è un altro discorso, rimettiamola meglio, sono d'accordo. Noi dobbiamo parlare dell'oggi, non puoi fare politica. I problemi dell'oggi derivano dalle scelte di ieri. Come no? Sono cambiati, la crisi c'è. No, comunque attenzione, un attimo solo, andiamo in pubblicità, però attenzione, il governo è stato l'uno o l'altro, quindi destra, sinistra, tutti. Quello che voglio dire però attenzione è che sappiamo benissimo che l'IMU, se la scomponiamo, è fatta di una quota che va ai comuni e una quota che va allo Stato. Lo Stato adesso comunque vuole quella quota e non la cederà ai comuni mai. Adesso la manifestazione del 24 è per tenere a tutti i comuni. Quindi non è che la causa del mancato, perché tanto i comuni, lo Stato se ne frega di quel che sta succedendo ai comuni oggettivamente. Quindi che prima ci sia stata l'IMU, che prima ci sia stata l'ICI o che non ci fosse stata, lo Stato quella cifra non la riceveva perché era espressione di federalismo locale. Adesso ha bisogno di quella cifra là perché deve appianare dei conti, quindi l'avrebbe messa comunque. Avrebbe aumentata. Lo Stato ripianava, cioè dava ai comuni una quota di quanto riceveva con l'IRPEF. Però attenzione che andiamo a toccare delle leggi regionali che in realtà c'è incostituzionalità, dopo vediamo. Mancavano miliardi, cioè non è che le situazioni si generano improvvisamente dal nulla. Comunque ci siamo generano per una serie di scelte fatte. Comunque, attenzione, forse non è corrente. I numeri della Ragioneria dello Stato sono ben chiari. Comunque ce ne sono questioni di diritto, perché proprio oggi è uscita una questione, cavilli giuridici, tirata fuori peraltro dalla Lega se non sbaglio, per la quale effettivamente non ci sarebbero degli estremi per i quali i comuni possono avvocare a sé completamente l'IMU. Poi bisogna vedere perché ci sono dei pareri opposti. Siccome si vuole andare per via della legge, sicuramente dopo il ballottaggio, perché è giusto, queste cose come voi vedete vengono riportate dopo il ballottaggio. E ne parliamo dopo la pubblicità noi, Mazzetto, un attimo solo. In campagna elettorale. Eccoci qua. Allora, cosa poi sostanzialmente chiede al governo Monti il sindacato? Noi qui lo sentiremo dopo da parte della CISL, lo sentiamo da parte della CGIL, vediamo il contributo insieme. Cos'è che chiedete esattamente al governo Monti in questo momento? La cosa fondamentale che gli chiediamo è di avere attenzione al lavoro e quindi come si riparte con gli investimenti, come si riparte con la costruzione di lavoro. Insieme a questo il tema più importante che noi abbiamo sul piano del mercato del lavoro è come si riduce le tante forme di ingresso al lavoro. La vostra posizione rispetto alla politica delle liberalizzazioni intrapresa dal governo sembra negativa, insomma. Cosa ne pensa di tutte queste manifestazioni dei TIR, di quelle promesse dei benzinai, delle farmacisti? Noi pensiamo che c'è una situazione pericolosa, che è una situazione di grande frantumazione corporativa e credo questo che sia un problema, così come siamo molto critici con modalità che stanno mettendo in difficoltà parte del paese, mettono in difficoltà i lavoratori, fanno aumentare i prezzi. Noi sulla liberalizzazione abbiamo fatto una sola critica molto precisa, che non c'è stata un'adeguata attenzione al lavoro e si sono introdotti in quel decreto degli interventi sugli orari dei negozi, sul contratto delle ferrovie, sul mancato equo compenso per i tirocini che ci dicono che non c'è attenzione al lavoro.
Sì, non sembra non esserci proprio attenzione al lavoro. Pozzato. Pierluigi Bersani, che appunto sostiene il governo, alza la voce con il ministro del welfare, solita Fornero, e dice, ho sentito la Fornero che dice prendo scelte impopolari. Qui non si tratta di popolarità o impopolarità, qui è questione di gente che rimane 2 anni senza pensione, senza salario, senza ammortizzatori, senza lavoro, non esiste, non è possibile. Che muto un po' lascia perplessi, perché dopo sentiamo anche Pirone, però effettivamente fa capire che se persino chi sostiene il governo fa questa esclamazione e il lavoro è fondamentale, qui ci troviamo in un territorio che dovrebbe essere produttivo, che sta diventando improduttivo, e che è la vacca che il resto d'Italia dovrebbe mungere, che poi se muore questa vacca cosa munge il resto d'Italia, quindi i dipendenti pubblici, poi sentiremo che cosa ne dice il sindacalista della UIL, cosa ne pensa, che cosa ne dice? Intanto ci sono incongruenze. Diciamo che si può dire tutto e anche il contrario di tutto, perché la società è complessa e quindi va bene qualsiasi cosa. La confusione è tanta, va bene qualsiasi cosa, la complessità è tanta, per cui va bene qualsiasi cosa. Quindi bisogna essere capaci di fare sintesi, di guardare le priorità. Dico questo, a cui tutti sono chiamati, per me in primis i rappresentanti della politica, perché hanno il potere di legiferare e quindi anche di dare attraverso le norme l'indirizzo per un'Italia diversa da quella che abbiamo. Alcune valutazioni che faccio. Che Bersani dica questo, dico, per me è possibile, si può essere a sostegno di questo governo e però avere delle cose da dire. Lo stesso sindacato confederale, non posso parlare a nome del nazionale, ma ritengo pensi sia meglio questo governo piuttosto di altri governi di cui chiunque ne vorrebbe un altro, ma il problema è capire quale. Questo governo è il meno peggio, questo governo è un governo tecnico messo lì perché le parti politiche non sono riuscite a fare un governo di coesione nazionale, cioè non hanno abbassato le ali reciproche per andare d'accordo, e la confliggenza che hanno portato nel bipolarismo muscolare da 15 anni ha reso impossibile decidere qualcosa di diverso. Quindi è possibile che ci sia un governo, questo è il meno peggio secondo me, e può essere che lo si sostenga pur criticando l'azione. Il sindacato confederale contesta una serie di cose, peraltro il 2 giugno ha proclamato una manifestazione nazionale, però bellissima, una cosa bellissima, il giorno della festa della Repubblica, quindi un giorno altamente simbolico, perché la Repubblica è la res publica, quindi è la cosa migliore che abbiamo, è collegata ad essa la Costituzione italiana. L'articolo 1 della Costituzione è l'Italia è fondata sul lavoro, e sul lavoro il lavoro interessa molto a tutti, in particolare al sindacato, e noi il pomeriggio faremo una manifestazione nazionale a Roma per chiedere che cosa? Primo, rafforziamo la volontà di risolvere i problemi generati dalla riforma delle pensioni, in particolar modo per gli esodati, cioè tutte quelle persone che sono, a causa dell'allungamento dell'età per l'uscita, nel vuoto. Assolutamente. E questa è la prima questione. Seconda, poi diciamo sostanzialmente questo, poi ci sono altre cose nell'argomento. Secondo, la questione della riforma del fisco, perché che chi se ne dica, al di là della cultura che abbiamo come paese, cioè che chi evade è furbo, non è ladro, perché questo è una cosa che ci differenzia molto da altri paesi, però è così, è la cultura che c'è in questo paese, non è che la si cambia con una legge. Però apprezzo che Monti per la prima volta è stato un presidente del Consiglio che ha detto chi evade mette le mani nelle tasche tue, quindi è la prima volta che con tutti i limiti che ci sono, ma certo che non bastano le parole, però io non ho problemi. Di parole non si dice. No, ma, ok.
che si faccia la riforma dei risultati che si faccia la riforma del fisco, perché se la pressione fiscale è alta per le imprese, è alta per i lavoratori, c'è un alto dato di evasione, cioè qualcuno dovrà, io come sindacato non ho mica potere legislativo su sta roba qua, magari noi abbiamo chiesto di concertare, che significa insieme riuscire a prendere delle decisioni assumendosi delle responsabilità in cui tutti si tagliano le unghie, si assumono responsabilità anche pesanti, per raddrizzare alcune cose. Altre questioni, una politica di crescita e di sviluppo, quindi il rigore. Ma questo non sono capaci di farlo. Il rigore va bene in questo Paese, perché anche oggi il dato 440 di spread vuol dire che domani e questo Paese tornerà ad avere un grande problema. Basta questo. Quindi bisogna decidere di prendere delle decisioni importanti. Il rigore va bene, perché con 2.000 miliardi sono mesi che abbiamo rigore senza risultati. Non è che questo rigore sta portando il Paese alla distruzione. Ma senza rigore, io non ho problemi. Allora, vogliamo fare, persino un'azienda grosse vanno vogliamo fare l'elenco. Allora, dicevo, 2 miliardi di debito pubblico. Bene, come lo si aggredisce? Lotta all'evasione fiscale. Bisogna avere il coraggio di dire si vende parte del patrimonio, si vende parte del patrimonio, basterebbe partire da quello inutilizzato, si vende, ci vorrà del tempo, però il problema è che finora non è stato fatto. Oggi si dice sì, ma ci vuole del tempo. Sì, ma ragazzi, perché non è stato fatto prima? Cioè il buon amministratore decide per tempo le cose, perché qui il problema è che non si decide per tempo. Oggi si gestiscono, ci si lamenta di ciò che è successo ed è difficile prendere delle decisioni per il futuro. C'è qualcosa di psichiatrico in questo discorso, perché chi ha potere decisionale lo faccia. C'è un governo tecnico sostenuto dai 3 partiti PDL, PD e Terzo Polo. Noi il 2 siamo in piazza non per fare una gita a Roma, siamo in piazza per contestare una serie di cose, tra cui queste. Oltre alla politica di rigore, quindi che deve essere un rigore con equità, e abbiamo detto prima la patrimoniale, la questione della proprietà della casa, quando diciamo che ma in questa situazione se non viene, esentata. E questo lo dicono anche chi ha il governo, perché qua dice una riduzione del peso fiscale, lo dice persino Vittorio Grilli. E siamo vice ministro dell'economia, necessaria, importante, una riduzione del peso fiscale, perché il peso fiscale alto non è più motore per la crescita. Se un vice ministro del governo è stato motore per la crescita? Vuol dire che il rigore non ha funzionato, perché forse bisognava partire da tagli a monte di chi tanto aveva. Ma facciamo l'esempio, ha portato l'esempio di chi prende 31.000 euro, e mi sembra che non sia l'unico, però deve essere fatto. Il signor Amato deve avere una grande, è un bel esempio. Questo rientra nel livello di equità, cosa che manca. Però questa cosa qua non è stata fatta. Adesso questo rigore eccessivo sta portando a un abbattimento dei consumi. Attenzione, perché anche chi può, io faccio l'esempio, il dipendente a cui faceva l'esempio dei 1.800-2.000 euro, e state sicuri che è così, dipendente dello Stato, che magari crede di essere sicuro di avere il posto fisso, perché io dico crede, perché attenzione, poi purtroppo resteranno a casa anche loro, e lo dico perché lo sappiamo. Cosa fa? Non spende, io lo dico, parlo con agenzie per quel che riguarda le vacanze, mi dicono non viene più quel cliente, sì che è un dipendente della regione, e non va. Certo. Cioè tutti trattengono perché hanno paura per i propri figli di non aver soldi, quindi non spende nessuno. Cos'è che ti viene detto? Se l'IVA passa al 23% raddoppierà il nero, ma ci posso scommettere, perché è ovvio, quando tu arriverà a casa la povera pensionata che prende quella cifra lì e l'idraulico le dirà 50 euro o IVA al 23,70, ma è normale, ma neanche ci penserà due volte. Non è che serva l'IVA ma attenzione, al 23. Sono degli esempi delle banali, ma no, nel senso non è che serva l'IVA al 23, è chiaro che è ancora più depressivo. Già oggi oggi è così. Allora, cos'è che chiediamo alla politica noi altri? Cioè, lo sviluppo, intanto lo facciamo fase B, lo sviluppo, le possibilità di lavoro, questi giovani sono a casa. Bene, ma diciamo questo, e possiamo aggiungere problemi che ne sono una infinità, a partire dai giovani, e concordo. Però voglio dire, diciamo alla politica, e guarda, qua abbiamo anche, io guardo la competenza che ho, quindi sono a Padova, a partire da Padova, cioè i tavoli per un confronto, per pensare assieme cosa fare, e significa anche spending review sulla pubblica amministrazione, perché il pensiero è, e così vale per il privato, cioè ci sono delle idee, non lo so, ci si confronti, vediamo dove c'è da mettere mano con trasparenza e chiarezza sui dati. Sul pubblica amministrazione non ci sto al fatto della
sicuramente verranno licenziati dei dipendenti pubblici. La linea che ha preso il sindacato, peraltro in particolare CISL e UIL per l'ultimo contratto che è stato firmato, è quello di lavorare sull'uscita di spesa, cioè non si è chiesto aumento della spesa, ma si dice lavoriamo sugli sprechi. Tutto ciò che viene recuperato dagli sprechi, però quindi grande trasparenza, venga utilizzato ai fini contrattuali e di sviluppo delle professioni. Sì, ma perché no? No, dico figurarsi se fanno sta roba qua, non è che di sto moda. criticando. No, ma è di moda poi. È di moda trattare i dipendenti pubblici a mo' di filmati. È di moda trattare a mo' di filmati, di malattie, di questo. Cioè quella è la fotografia. E oggi ci sono dei dati che erano della Corte dei Conti che lasciamo stare a Corte dei Conti perché bisognerebbe vedere cosa prende stipendio. Io dico, entriamo in tutti. No, ma guarda, ma qual è il problema? C'è un problema, ma c'è un problema entrare, le dico anche delle consulenze, c'è un problema entrare in un ente pubblico, in un tavolo e confrontarsi su come si spendono i soldi lì. L'altro anno abbiamo rilevato come CISL che si spendevano circa 70 milioni in questa provincia di consulenze. 70 milioni, l'anno dopo sono calati a 47. Che strano, 23 milioni di euro su 70 in meno solo perché una nostra ricerca della categoria della funzione pubblica ha dimostrato che si spendevano 70 milioni. Il dato però più preoccupante era in questa provincia, si sapeva prima della nostra ricerca quanto si spendeva in consulenza? Assolutamente no. Ma allora di cosa stiamo parlando? Di una politica che governa che cosa? Che processi? Governa solo il processo di spesa, non il controllo della Perfetto. spesa. Dopo la parola, allora dopo se vogliamo sentire alcuni dati. Pubblicità perché siamo in ritardo con la pubblicità. Proprio hanno capito. Sì, assolutamente sì. Allora, Massimo Zanetti, parlavo della Corte dei Conti, parlavo di un attimo solo, fermi là. Voi non sapete cosa succede fuori onda, fermi là buoni. Sulla Corte dei Conti analizziamo quello che ha detto ed evitiamo di mettere insieme il cavolfiore con le melanzane e con le zucchine. Guarda che è un buono. Sì, però cerco di capire perché altrimenti poi alla fine facciamo una grande miscellanea e non aiutiamo a capire. Allora, la Corte dei Conti ha fatto 3 osservazioni. La revisione della spesa, se non la si fa con oculatezza, significa che si va a tagliare in alcuni settori dove poi non ci si deve lamentare se i servizi per il cittadino offerti dalla pubblica amministrazione peggiorano. Ok, quindi dove vanno fatta la revisione della spesa? Prima osservazione. Ha detto alla Corte dei Conti che la pubblica amministrazione in Italia rispetto ai costi è improduttiva. Un attimo, ha detto che è uguale o in alcuni casi inferiore al costo europeo, Germania, Francia e altri. Quello che non va bene è il problema della produttività. Anche qui ha fatto però un distinguo. Vi sono alcune parti della pubblica amministrazione che sono relativamente particolarmente produttive, altre che non lo sono per niente. Su questi bisogna intervenire. Leggevo un messaggio sulla questione. Allora, io ricordo ai telespettatori che con la legge 150, la famosa riforma della pubblica amministrazione Brunetta, è stato introdotto ampiamente non solo la mobilità non contrattata delle organizzazioni sindacali, ma il licenziamento. Faccio un esempio. Quando con il decreto Salva Italia è stato fatto il Super INPS, hanno chiuso l'INPDAP e chiuderanno l'INAIL e confluisce nel Super INPS, i lavoratori che non hanno trovato allocazioni in altri uffici territoriali, non è che gli abbiamo dato un altro lavoro, sono stati mandati in cassa integrazione all'80% dello stipendio per 24 mesi. Questo è successo a Roma a 600 famiglie. Quindi l'idea che per la pubblica amministrazione può capitare di tutto, tanto quelli sono a posto, è un'idea che non esiste più contrattualmente, normativamente, legislativamente. Detto questo, io non sono tra coloro che dicono che la pubblica amministrazione è una meraviglia. Dico che però che se vogliamo renderla efficace e efficiente dobbiamo fare un ragionamento che preveda un aumento della produttività, una migliore formazione e tagliare. Il criterio della meritocrazia ci ha provato il peggior ministro della Repubblica che si chiama Renato Brunetta a fare. Il risultato che ha ottenuto è stato un risultato che è contro alle aspettative legittime che ha il cittadino. Perché se vede che sei uno della pubblica amministrazione stai difendendo signora, guardi, io glielo dimostro. No, lei sta difendendo la sua casta, è evidente questo. Ma nella produzione, scusi, il merito, io ho fatto un insegnante, se ci fosse stata la meritocrazia le do dei dati. Insegnato ancora meglio. Allora, io le do perché dei è normale dati. Guardi, fa parte della persona che oggi, di dare il meglio quando viene valutata positivamente. Perfetto. E i ragazzi, i giovani, provo a risponderle, signora.
La meritocrazia nella pubblica amministrazione è stata introdotta dalla legge 150, che prevede il pagamento di qualsiasi forma di salario accessorio in funzione del merito che viene stabilito dal dirigente e rispetto a un prodotto che tu devi determinare, ok? Quindi sono cose che già ci sono. Io sto dicendo un'altra cosa. Le sto dicendo che se vogliamo aumentare i picchi di produttività nella pubblica amministrazione dobbiamo accompagnare una revisione della spesa. Ne faceva riferimento poco fa a Pozzato, perché vorrei capire se la revisione della spesa è quella che dice che un defibrillatore in Calabria costa 11 milioni, se la spesa standard. 11.000, bene. Però la revisione della spesa è anche prevedere che il signor Michele Valenzise, che è ambasciatore italiano a Berlino e guadagna 240.000 euro all'anno di stipendio, guadagna più del doppio di Angela Merkel, che è primo ministro in Germania. Allora questa è o non, le permetto, le domando, è o non è la revisione della spesa anche questa? Allora io penso che prima di intervenire su chi guadagna 1.200, sul quale si deve chiedere che faccia bene il proprio lavoro, perché lo fa a servizio della collettività, sia ben chiaro, forse bisognerebbe anche intervenire rispetto a questa revisione della spesa. Noi abbiamo visto anche i casi delle ASL di Verona. Mi pare che quelli non fossero andati però guardi, io non sto difendendo nessuno, le sto dicendo che è arrivato il momento una semplice constatazione. Io le sto dicendo che non sono tra coloro che vuole difendere che poi insomma la casta di più stipendi mi viene da ridere, perché non è una casta, tant'è che chiunque va al governo la ramazzola per bene da almeno 15 anni a questa parte. Le ricordo che i contratti nella pubblica amministrazione sono bloccati dal 2008 fino al 2017, quindi si figuri che razza di corporazione che siamo. Però le sto dicendo un'altra cosa. Le sto dicendo rispetto alla domanda che era stata fatta, se mi fa parlare senza intervenire sotto, non fosse altro che per educazione, le dico che rispetto alla questione forse più interessante per chi ci ascolta, che lo sviluppo, se non parte, l'eccessivo rigore e l'eccessiva mancanza di equità porterà il paziente a trovare una situazione di decurio, cioè di andarsene in un altro mondo. E rispetto a questa questione la Francia, l'Olanda sta già indicando percorsi alternativi, ma non solo paesi europei vicini o più o meno consimili a noi, ma lo dicono gli economisti di fama mondiale, che cominciano a dire ok alla ricetta del rigore, se però non l'accompagniamo a un'equità e alla crescita, il rigore fine a se stesso e uccide il paziente che è in affanno e in difficoltà. Questo rispetto al rigore. Cosa c'entri la pubblica amministrazione con la crescita? Mi pare che sia. Guardi signora, le lo dimostro che cosa c'entra. Allora glielo provo a dimostrare. America. Allora guardi, glielo dimostro con dei dati statistici. Che si arrabbi, non può essere calmo. Siccome lei ha fatto una domanda, io glielo dimostro. In America la pubblica amministrazione qui siamo in troppi. Signora, in America la pubblica amministrazione garantisce il 4% di prodotto interno lordo all'anno, perché che cos'è la pubblica amministrazione, signora? Lo sa che cos'è? Sono scuole, università, ricerca, sanità, questa è la pubblica amministrazione. Allora, se questa cosa funziona bene, produce ricchezza per la collettività e la produce per l'impresa. Allora, lei mi ha appena detto cosa fa la pubblica amministrazione, produce ricchezza. Ci sono delle sacche. Perfetto. Di immobilismo, di assenteismo, lei mi dica che non è vero, penso che anche lei dia fastidio, come dà fastidio anche a me, che sono stato un insegnante, allora abbiamo, e sono inamovibili, non dica la verità. Vengono spostati. Guardi, fosse rimasta ferma. No, non sono rimasta ferma. No, c'è non poco è così, da ridere. Signora. È una casta inamovibile. Allora, se posso è molto sindacalizzata, è molto questa... sindacalizzata. È l'esame da Corte dei Conti, un esame serio. Io vorrei che fosse moralizzata anche la pubblica amministrazione. Dei manager da quelli alti, diciamo, sulla partita, al travè, perché esiste anche il travè, e non è giusto che noi altri sulla partita della riforma Brunetta abbiamo sfidato il ministro, ci siamo stati, e abbiamo detto condividiamo questa impostazione, condividiamo il pezzo della meritocrazia e della valutazione, però all'interno di due cose. Ma non all'interno. All'interno di due cose. Io dico. Primo, del progetto che c'è in quell'amministrazione. Certo. Perché quando parliamo di sistema della dipendenza pubblica, che parliamo dell'inefficienza, abbiamo davanti non la dirigenza, la quale è tutta silente da anni, che è quella che deve far andare il motore organizzativo interno, che è quella in promiscuità molto vicina alla politica, vicinissima, se non a volte brava, una emanazione, molto bene. Il Signore crede che sia stata la bene. Allora vediamo che noi altri abbiamo un sistema in cui andiamo a parlare di
meritocrazia per dire è sostenuta ed è sostenibile la meritocrazia in un processo però che sia chiaro, trasparente e valido per tutti. Ma se a monte abbiamo la generazione di spesa nell'alleanza tra il sistema della dirigenza, dei vertici, in alleanza con la politica, perché spesso il trade union sta lì, sì, lo sappiamo. Ecco, allora qualche problema c'è. Perché? Perché per far funzionare il motore serve il progetto aziendale. Che progetto ha aziendalmente o niente? Punto di domanda. Seconda questione, dal punto di vista di ricavare risorse, una proposta è quella, e anche la Regione ci sta lavorando proprio in questi giorni, delle riforme istituzionali, cioè la reingegnerizzazione del sistema parcellizzatissimo di strutture pubbliche. Guardiamo Padova, ogni struttura pubblica ha la sua casa, bene, è possibile razionalizzare. Guardiamo i comuni, è possibile metterli insieme. È possibile trovare sinergia, ma non per togliere i posti a gente che se lo meritano, ma perché siccome le risorse non ce ne sono più, bisogna ricavarle da qualche parte. Ma anche per è sostenibile la presenza di 104 comuni in questa provincia, anche comuni che tantissimi non riescono per la loro piccola entità a garantire i servizi normali alle famiglie, perché il punto è questo qua, cioè se una famiglia che abbia un dato comune deve pagare di più di tasse, IRPEF, IMU, addizionali, rette e avanti di questo passo, se non ci sono i servizi per quella famiglia, dall'anziano non autosufficiente o dal ragazzo disabile ai minori che non hanno l'asilo nido o a quelli che vanno a scuola, cioè se non c'è un adeguato, come dire... ma chiarissimo questo discorso. Ecco, se non sono i servizi, perché le risorse non ci sono in quel comune piccolo lì, ma è ancora così illogico dire abbiamo un progetto di più ampio respiro, di sintesi, ecco, questo non c'è, cioè chi è che deve farlo? Voglio sentire un attimo Piron. No, se mi dà 2 attimi provo a spiegare che le cose che stanno dicendo in parte si possono fare. Io credo che quello di ristrutturare, riorganizzare la spesa pubblica sia uno degli elementi su cui dai comuni alle province, finché ci sono alle regioni, allo Stato, è compito di tutto e di tutti i ministeri. Padova nel suo piccolo ha tentato in questi 3 anni, aprendo un tavolo con tutti i sindacati, lavorando mesi e mesi, a ristrutturare parte della spesa sociale. Nella scuola, che seguo io, abbiamo in un anno risparmiato 2 milioni di euro, tra maggiori introiti e minori costi, che sono andati dove? Sono rimasti nel bilancio della scuola. Per fare che cosa? In questi 5 anni noi stiamo dando 180 posti in più di asilo nido. Stiamo chiedendo a tutte le famiglie di eliminare alcuni privilegi come l'esonero zero, perché se anche una famiglia ha un reddito basso, però un bambino a casa costa 2 euro al giorno per mangiare, quindi 2 euro, 3 euro, troviamo l'accordo su qual è la cifra minima e poi però in base al reddito, sperando che le persone ci diano l'ISEE corretto e non poco corretto, su questo abbiamo messo in moto un percorso molto forte di attenzione e di verifica. Allora, questo significa che una parte di questo lavoro si può fare e bisogna farlo ed è giusto ed è doveroso farlo e va fatto a tutti i livelli perché noi stiamo ottenendo risultati molto importanti. Però se noi facciamo questo e poi abbia pazienza la Mazzetto e provi a stare ad ascoltarmi 2 secondi, se però noi prendiamo e regaliamo con Alitalia 4 miliardi ai signori che di miliardi ne hanno tanti perché abbiamo dato al governo, allo Stato i buchi e l'utile, la qualità che era rimasta dell'azienda l'abbiamo regalata ai privati, è chiaro che poi quei 4 miliardi li abbiamo tagliati alla scuola, perché alla scuola abbiamo tagliato 8 miliardi, metà li abbiamo presi e li abbiamo messi là. Se la Lega non avesse votato il regalo delle frequenze TV, te l'hanno anche scritto lì prima, al signor Berlusconi, sono 1 miliardo, 3 miliardi, torniamo 5 dopo, miliardi. Torniamo su questi discorsi, pubblicità perché siamo fuori termini. Non possiamo. Piron, torniamo su questo discorso perché un attimo solo, pubblicità. Questo governo.
Allora, eccoci qua. Piron, che così può concludere quanto sta dicendo prima la pubblicità? Non faccio le difese d'ufficio di nessuno, però questo governo deve anche ripristinare dei problemi che si è ritrovato. L'esempio delle frequenze TV che si volevano regalare a Mediaset è palese. È palese, e quindi si può ricavare 1 miliardo, 3 miliardi, 5 miliardi. Io dico facciano un'asta, vediamo quanti soldi arrivano, e questi miliardi li mettiamo nel progetto sviluppo paese, li mettiamo nel lavoro per i giovani, li mettiamo nel dare sollievo alle aziende che hanno fatto lavori e che aspettano il credito, di riscuotere il credito dalle amministrazioni pubbliche. Non c'è problema dove metterli, basta deciderlo, ma è importante prima recuperarli questi miliardi. Quindi ci sono dei buchi che qualcuno ha creato. Chi li ha creati? Chi c'era prima. Questo governo si trova a fare i conti con un paese dove è stata cancellata la legge sul reato di falso in bilancio. Allora chi ruba è premiato rispetto a chi non ruba. Potrà un mercato del lavoro trovare degli equilibri se noi abbiamo tolto una legge del genere? E chi l'ha tolta? Mica il governo Monti. Però può ripristinare determinate cose. Siamo entrati nell'euro con i conti truccati anche noi, abbiamo scoperto. No, adesso non stiamo I giornali, i giornali. Reato e falso bilancio è quello che poi porta i miliardi in Svizzera. Abbiamo, dai, quello è un problema li lasciamo là. Via con la valigetta, insomma, mica siamo colpevoli. Sì, ma se noi gli diamo la possibilità di farlo, poi gli facciamo il condono. Gli facciamo il condono. Va bene. Morale, un attimo solo che diamo spazio alla telefonata, che ne abbiamo una di seguita all'altra. Pronto? Pronto? Sì, pronto, dove chiama? Io non difendo. Pronto, buonasera. Buonasera. Angelo, chiamo da Mantova. Sì, prego, dica. Senti, io sentivo un po' la discussione, qui si parlava un po' di come abbattere il debito pubblico, però quello che dico io, secondo me qui ci vuole anche un po' di crescita alla fine. Le tasse ci sono sempre state e come ci sono sempre state ci saranno sempre. Bene o male questo governo non ha messo più tasse, alla fine l'ICI, adesso si chiama IMU, c'era sempre stata e ci continuerà ad essere. Adesso serve crescita. Le banche prendono dall'Europa dei soldi, una valanga di soldi con tassi proprio irrisori all'1% e non li danno poi sia ai privati che alle imprese. Quello che dico io, bisognerebbe fare dei finanziamenti sia alle imprese che ai privati a dei tassi supportati anche dallo Stato, tipo voglio comprare una casa, un tasso al 4% fisso, senza che poi lo posso scaricare dal 7,30. Lo Stato ne beneficia, la gente compra le case e l'economia inizia a girare. Anche per l'acquisto di un'auto, la stessa cosa. Certo. Se no andremo sempre, cioè le banche si arricchiscono e poi comprano il debito pubblico al 7%. E questo non è corretto. Anche comprare debito pubblico da noi privati sarebbe la migliore cosa, però lo Stato si dovrebbe togliere un po' di guadagno, invece di tassarmi al 12% sui bot, mi tassa a un 5%, mi dà un tasso del 4, del 5%, in modo che io privato possa comprare questo debito pubblico. Chiarissimo. Che oggi lo spread è a 440 punti base e i tassi sono al 7%. Io sono disposto anche a comprarli col 5% di interessi, va benissimo. Sì, capito. Chiarissimo. La ringrazio del suo intervento. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Sentiamo un altro telespettatore, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Sono Luigi da Padova. Prego. Vede, io di solito sono molto, molto equilibrato. Ascoltando stasera dibattito, chiamiamolo così, dove c'è chi scarica sugli altri i problemi e non si accorgono che sono loro stessi i problemi, dove c'è qualcuno che parla di un ministro precedente in modo sprezzante, mentre invece ci sarebbero voluti 20 ministri come Brunetta, non uno, 20 ministri. E mi sono convinto che Beppe Grillo ha ragione, bisognerebbe che in questo paese tutti votassero Beppe Grillo o il Movimento 5 Stelle per fare in modo che tutti questi zuzzurelloni venissero dalla magistratura perseguiti
e non solo venissero perseguiti, per l'amor del cielo, torcere i capelli, mai. Devono rendere i quattrini che hanno rubato, i grandi manager che non hanno prodotto niente e si sono portati a casa pensioni stratosferiche. Noi abbiamo ancora Topolino che si becca 30.000 euro al mese, e questo bel signore è lì ancora a fare il consulente. Consulente di che? De che? De chi? Buona serata. Di Monti. Chiaro. La ringrazio, grazie del suo intervento. Proprio come commento, visto che sto chiamato in causa... Io penso che il signore non era sprezzante, è un giudizio che tra l'altro è ampiamente condiviso e non dai pubblici dipendenti, anche da molti altri politici e non solo quelli di professione di lunga data. Perché poi guardiamo il merito, si fa bene a predicare e poi si razzola male. Ricordo che il ministro, che era così straordinario che ce ne volevano 30, prendeva lo stipendio da ministro, prendeva lo stipendio da professore universitario e aveva provato anche a fare il sindaco, ma nemmeno i veneziani lo hanno voluto, tanto per dirne una, ma non voglio fare delle polemiche. Però diciamo che è stato l'unico che ha messo mano un attimo a certe aberrazioni. È stato l'unico che ha fatto una riforma che ha ingarbugliato ancora di più alcuni aspetti della pubblica amministrazione, perché una cosa condivido con quello che ha detto il signore: la pubblica amministrazione in molti casi è inefficace, inefficiente, nonostante vi sia una quantità spropositata di dirigenti rapporto ai dipendenti. Allora, il problema qual è? È quello che diceva prima Pozzato: se poi questi dirigenti, che spesso e volentieri hanno, sono la propagina longa manus del potere politico, evidentemente la pubblica amministrazione, prendiamo alcuni ministeri, se dovesse funzionare alla perfezione, dovrebbe per esempio fare a perfezione la lotta all'evasione. Prendiamo il caso dell'evasione fiscale, ma potrei prendere altri ambiti. E quindi questa cosa spesso non va così bene, perché adesso va tanto di moda la lotta all'evasione fiscale, ma ricordo che qualche anno fa, non 2000 anni fa, 2010, il premier del precedente governo all'inaugurazione dell'anno della Guardia di Finanza disse che era moralmente accettabile evadere in un paese che aveva così alta imposizione, mentre non si ricordava che per avere tutti un'imposizione minore, che è legittima, bisogna che tutti le paghino le imposte. Lunardi disse che bisogna imparare a convivere con la mafia. Perfetto. Che fa il pizzo allora sugli di che affari. cosa stiamo parlando? Lo chiedo a questo telespettatore. Allora ribadisco, le cose non arrivano perché, e anche qui io non sono un po' dire a favore di Monti, l'Italia dei Valori insomma sta all'opposizione di questo governo, però ricordo anche che dal 2008 al 2011, quando il governo Berlusconi è caduto, prodotto manovre economiche per 265 miliardi di euro, di cui il 70% non erano tagli, erano imposizioni di natura fiscale. Quindi voglio dire, intendiamoci sulle cose, altrimenti si fa il classico risotto dove ci si mette veramente dentro tutto, non si capisce più nulla. No, ma adesso le persone se ne rendono conto, perché se l'economia gira puoi mettere tasse, puoi fare quello che vuoi, però le persone riescono a reggere. Quando le situazioni non vanno più bene, ribadisco, ieri abbiamo toccato il baratro più in basso di debito pubblico con uno spread altissimo, come se Monti non ci fosse mai venuto sopra, solo che prima bene o male le cose giravano, i cittadini avevano meno tasse, sopravvivevano. Adesso non sopravvivono né giovani né anziani né vecchi, soldati e tutto. I cittadini si sono mangiati quello che avevano in banca. Si sono mangiati quello che quello che hanno in banca. Tra l'altro si mangeranno su una cosa, però io sono convinto che anche la Mazzetto è d'accordo. Faccio una battuta alla Mazzetto che so che scusi, io vorrei intervenire. Sì, ma le lascio perché questi due non fanno parlare. No, le lascio subito. Una battuta sola, poi andiamo in pubblicità. Devo dire due cose. Quando hanno finito, educatamente, perché se la prendono con me delle disfatte di Monti, questo significa avere un ragionamento che non è pertinente alla realtà. Allora, perché la politica, riguardate, i problemi non si risolvono guardando indietro, perché chi ha la testa all'indietro non può andare avanti, non può fare fare dei passi al paese, non può aiutare chi è in crisi. Allora, un discorso di retroguardia è un discorso antitetico a quello che è l'avanguardia, di andare avanti. Perché qui stasera da voi due ho sentito solo discorsi di retroguardia. Mi dispiace, veramente, mi lasci finire. Lei mi deve lasciar finire quando parlo. Ecco, stia al suo posto, legga i suoi pensierini che poi li dedicheremo ai tassati e tartassati. Cioè questo è il discorso. Adesso di cosa si fa? L'IMU, ci voleva, bisogna metterla, adesso l'IMU i capannoni. Chi ha la fabbrica, chi ha il negozio, cioè sono tutte delle tassazioni, poi si parla delle banche, come hanno detto, le difficoltà della crescita del lavoro. Cioè, signori miei, è logico che poi l'imprenditore
che si suicida perché è abituato a pagare i suoi dipendenti, ha il senso dell'onore, il veneto della dignità del lavoro, il veneto non solo perché chi ha scelto di non vivere più sono persone che appartengono a tutto il paese, tra l'altro, perché la dignità del lavoro è un qualche cosa di insito in chi ama il suo lavoro, chi è lavoratore soprattutto deve provvedere non solo alla sua famiglia ma anche alle famiglie degli altri. Lo sappiamo. Cioè bisogna creare una strategia di aiuti, non di aiuti così immotivati o a pioggia, come i 2,3 miliardi che sono andati per creare i fondi europei al sud. Capite? Cioè queste sono delle discrasie, come se qui si fosse incapaci. E allora se il Nord è incapace di spendere i fondi europei, dividere equamente. Se siamo di fronte a delle incapacità diffuse e collettive ramificate, ci vuole una tenuta, perché ci sia una tenuta sociale, bisogna che il cittadino capisca anche che chi è in difficoltà, chi vuole lavorare, chi promuove il lavoro, chi ha la cultura del lavoro, debba essere aiutato. E questa parte è mancata, dopo vanno i nostri in Carinzia. Basta, andiamo in pubblicità. È logico, non occorre andare più in Ungheria, basta andare in Carinzia. Pubblicità. Non occorre andare poi sentiamo Pozzato. In India. Voglio dire, no? Allora, dovremmo avere delle telefonate in attesa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, pronto. Da dove chiama? Da Trieste. Prego. Senta, io qua questa sera sto ascoltando questi signori che sono presenti con argomentazioni che non hanno poco o nulla a che fare con la realtà politica della Repubblica, che non guarda soltanto quei signori, ma riguarda anche in altri casi, cioè i rappresentanti dei partiti. La questione politica della Repubblica riguarda in questo momento solo ed esclusivamente quanti soldi ci sono nelle casse liquidi, quando parlo di liquidi, soldi, moneta contante, disponibili per gestire la Repubblica. Quanto costa a questa Repubblica, ad esempio, la classe dirigente, non dei politici, che è una cosa che conta poco se si fanno i conti, ma quanto costa l'apparato dirigente della pubblica amministrazione? Quanti dipendenti pubblici guadagnano lordi 70.000 euro all'anno, che sono i vecchi 140 milioni all'anno a testa? Quanti sono? Si parla di 400-500.000 persone. A 70.000 euro mediamente l'uno, forse sono anche di più. Ci sono alti dirigenti dello Stato, e facciamo subito dei nomi, i prefetti. Quanto costano i prefetti che sono a pari grado e comandanti di corpo d'armata? Quanto costano i dirigenti dei servizi sanitari, ognuno? 200-300 mila euro, sono 600 milioni di lire all'anno. Milioni di lire, non è che la lira non conta più ai fini della contabilità, conta. La Repubblica, la questione sociale, noi non abbiamo un problema di questione sociale, abbiamo un problema di distribuzione delle disponibilità finanziarie liquide, cioè dei soldi che sono in cassa della pubblica amministrazione. Il punto di fondo: salterà il sistema sociale va per conto suo, segue il mercato, se ci sono soldi il mercato ne ha un beneficio, se i soldi non girano non c'è beneficio, ma quello che va risolto soprattutto è il termine sociale che non deve essere usato. Dobbiamo parlare del welfare state, cioè dello stato del benessere, che la parola state, welfare state vuol dire welfare, vuol dire benessere dei cittadini. I cittadini possono vivere in un regime democratico liberale solo se e se sono anche uguali fra di loro nella soddisfazione delle loro necessità principali. Su questo discorso ci sono 200 anni di cultura politica e storica dietro le spalle. Possibile che l'Occidente parli ancora, come certi signori che fanno parte del governo, parlano di questo e quell'altro? Il ministro attuale, il Presidente del Consiglio, che poi non è lui che conta, tutto il Consiglio dei Ministri, vogliono decidersi sì o no a ridurre gli stipendi agli alti gradi della pubblica amministrazione, 400.000 che No, ma è stato detto, sa, questo all'inizio. Questo è il punto, perché il debito pubblico, chi ne ha avuto beneficio? Coloro i quali hanno avuto grandi benefici. Qual è uno dei punti strategici? Decide domani mattina di tagliare gli stipendi, non è che li mettiamo alla fame. No, ma lei ha ragione, guarda. 40.000 euro netti e fine, ma non 400.000 euro, 300.000 euro, 150.000 euro, perché sono somme enormi. Perché qua il discorso non lo rende più, e se non ci sarà il welfare state, non ci sarà il sistema democratico liberale, allora ci sarà veramente la piazza, perché il cittadino, e non vorrei citare Vittorio Emanuele Orlando, il presidente della Vittoria del 18, è previsto, secondo la cultura liberale europea, che ci sia la rivolta, non la rivolta organizzata, il cittadino singolo che ha diritto di protestare, di ottenere che siano soddisfatti i suoi diritti. Ognuno di noi, compresi voi 5, io 6 che parlo, siamo portatori di diritti inalienabili,
È quelli che dobbiamo difendere, tutto il resto non conta. Questo governo non serve a niente se non provvede a quello che ho detto, perché bisogna mettere mano alla cassa, lì ci deve essere il cassiere che dice questo lo pago. No, ma è stato chiarissimo, guardi. 30, se vuole così, sono sterangi. Il mercato internazionale... No, ma abbiamo capito il discorso. Il principio di domanda-offerta. Denaro lettera, cosa significa scambio commerciale? Denaro lettera, denaro chi compra, chi ha i soldi contanti, lettera è quello che offre. Allora come fa uno a regolare il mercato se non ha i contanti? Se non hai il denaro per fare l'offerta, crolla tutto, non c'è nessun sistema al mondo che tiene. No, guardi che lei sta dicendo delle cose che purtroppo abbiamo detto anche noi, dico purtroppo perché c'è una consapevolezza di questo aspetto. La ringrazio tantissimo comunque di averle rimarcate e ribadite, perché trovano conforto anche nei cittadini, quindi non solo in chi è qui in studio. Grazie al nostro telespettatore da Trieste. Deve aggiungere qualcosa, Piron? Ma no, che questo che dice il telespettatore, come altre persone prima di lui, l'abbiamo detto e ribadito, e credo tutti eravamo anche d'accordo onestamente. Io stesso ho ribadito che non avrei nessun problema se il Parlamento votasse domani che i manager pubblici o privati, le pensioni di chi ha 10, 20, 30, 40 mila euro al mese non servono. Se uno fa il generale di corpo d'armata e prende tanto quando fa il generale, può starci perché ha delle responsabilità, ma quando è in pensione può accontentarsi di 3.000, 4.000, insomma ci sarà un range oltre il quale non serve andare, anche perché durante la sua carriera di soldi ne ha messi via a palate e può vivere benissimo. Io sono dell'idea che questo si può fare subito, ma detto questo, più di tanto io non posso farlo, cioè lo faccio presente al mio partito, dopodiché i parlamentari devono essere in grado di fare questa legge. Allora, non la si vuole fare adesso, non è stata fatta fino adesso. Per questo io non guardavo indietro, dicevo alla Mazzetto semplicemente che vengono al pettine tanti nodi, cioè abbiamo lasciato lì tante decisioni che bisognava prendere a tempo debito, non le abbiamo prese. Quando siete stati voi al governo non è cambiato niente da tanto tempo, però posso fare un esempio. Si pensava che posso fare un esempio. Quando si dice diamo lavoro, tutti hanno riconosciuto un provvedimento all'epoca del governo Prodi quando chiedeva a chi fa dei lavori di ristrutturazione, ad esempio, di avere tutto documentato, e c'era la detrazione sino al 42%. Sì, ma io non vorrei che noi recriminassero situazioni passate perché non serve a niente. Faccio un esempio per dire che per far lavorare le ditte bisogna dare degli incentivi. Ma se adesso non vengono neanche pagati i lavori che fanno per pubblica amministrazione, scusami, e lì guai, i comuni non pagano, lo Stato non paga, insomma siamo veramente in una condizione di una realtà tragica. Certo, Piron, un attimo solo. Dalla Mazzetto, ma non io ti ho detto sì, una. adesso allora, te lo dico quando tu hai finito un attimo solo, predica, dopo, un attimo perché deve parlare dopo Pozzato. Te lo dico alla proposta. Ribadisco che è tutta una serie di indicazioni che danno avere la verità in tasca. Un attimo solo. Che danno gli ascoltatori e chi telefona, le abbiamo ribadite, credo siamo tutti d'accordo per quanto sono riuscito a capire in questa serata. Dopodiché io sono dell'idea che bisogna mettere all'opera subito l'azienda Italia. Allora qui c'è un piano da fare sulle manutenzioni, ad esempio, e noi con alcuni miliardi possiamo rimettere in moto tantissime ditte, tantissime aziende. Abbiamo fatto uno studio anche con l'ANCI, soprattutto l'ANCI Scuola che si occupa di edilizia scolastica, e abbiamo visto che con 15-20 miliardi che possono essere messi nel mercato immediatamente, chiedendo alle regioni e ai comuni di compartecipare, si possono trovare 20 miliardi e si possono mettere in moto almeno 500.000 di persone che possono lavorare e ripristinare un patrimonio che è fondamentale, che dà lavoro immediatamente, perché le piccole aziende, le grandi aziende, i piastrellisti, i progettisti, chi fa la sicurezza, tutti possono mettersi in moto. Perché altrimenti bisogna decidere di entrare subito con alcuni miliardi a metterli qua. Uno dice dove li troviamo? Anche questo l'abbiamo detto prima, in una fase di emergenza si può fare che si va a prendere i soldi dove sono nascosti, perché no? Questo bisogna farlo però. Però non c'è la volontà politica. Pozzato, un attimo solo. No, siccome mi ha accusato, no, va bene, dopo. Voglio difendermi. Dopo, Mazzetto, Pozzato prima perché si è chiesto la parola anche prima. Sì, sì. No, credo che credo sia serio pensare che non ci sia molto margine. Io ricordo l'inizio della trasmissione e ciò di cui bisogna rendersi conto è che
io uso questa immagine, siamo in un bosco e che solo a pensare al cerino si incendia. Certo. Il problema è che dentro ci siamo tutti noi. Quindi dobbiamo decidere se pensare al cerino e incendiare il bosco e noi dentro, oppure dobbiamo pensare cose diverse. Allora, c'è un problema di recupero risorse, abbiamo detto, si possono fare tante idee, però io dico, vogliamo il 2, data bellissima, siamo in piazza, vogliamo la soluzione per gli esodati, ci dicono, al di là di non sappiamo quanti sono, però non ci sono i soldi. Vogliamo una riforma del fisco per abbassare la pressione fiscale a partire dai lavoratori dipendenti e dalle famiglie con basso reddito. Ci dicono non ci sono i soldi. Vogliamo soldi per la crescita. Perfetto. Ci dicono non ci sono i soldi. Quindi abbattimento del debito pubblico attraverso una revisione della spesa del sistema dei livelli istituzionali, della spesa pubblica, ma nella logica della revisione di spesa, di ciò che esce, essendo molto chiari, perché altrimenti il rischio è licenziamo dipendenti pubblici a 1.200 euro al mese e di tutto il resto, viene tutelato. Esatto. Siccome tutto il resto non se ne parla perché è ben secretato, io dico fuori questa secretazione. Questo è il punto. Assolutamente, no, ma il rischio è questo. E sul debito pubblico voglio dire, il rischio è che siccome per metà quasi è in mano agli stranieri, allora bisogna stare attenti perché se gli stranieri non comprano i titoli, un'emissione, basta che non comprino i titoli pubblici, il nostro paese ha ben altri problemi di quelli di oggi e allora non c'è più tempo per non pensare a risolvere insieme. Assolutamente. Pronto? Chi è in linea? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Chiamo dalla provincia di Padova. Prego. Io volevo dire una cosa. I politici cosa dicono? Bisogna pensare al lavoro giovanile, ma come fanno a dare il lavoro ai giovani i politici? Questo voglio sapere dai politici. È inutile che facciano spot elettorali dicendo io devo trovare il lavoro per i giovani. Abbiamo il 36% di disoccupazione giovanile. Ma dove vanno a lavorare i giovani? Io ho 3 figli, tutti e 3 diplomati. Hanno detto, anni fa, appena preso il diploma, 2 ragionieri e un perito chimico. Io vado a fare il macellaio in supermercato, uno. L'altro l'ha seguito. Il terzo, perito chimico, ha fatto il cassiere in un supermercato. Adesso l'hanno assunto a tempo indeterminato perché è bravo, ha l'abnegazione, è serio. Io mi chiedo, ma perché devono studiare i ragazzi? Perché perdono dai 15 ai 27, 28, 35 anni per studiare? Devono lavorare, perché quei 4 milioni di stranieri che lavorano in Italia hanno preso il posto ai nostri giovani che sono disoccupati. Disse D'Alema e Bertinotti anni fa, dissero tutti e due, lo straniero è una risorsa. Io dico che non è una risorsa. Lo è stato, io mi chiedo perché i comuni danno 25 euro al giorno per ogni cranio straniero che è venuto in Italia. Adesso abbiamo anche i tunisini, 5 per ogni paese. Ma i soldi, i contribuenti i soldi dove li trovano? Ma perché una rotatoria in provincia di Padova costa 150.000 euro e la stessa rotonda in provincia di Vicenza ne costa 30.000? Va bene, chiarissimo. Materiale. Certo, non ho capito anche il discorso dei costi. Pronto? Grazie molte. Vediamo se abbiamo un'altra telefonata in attesa. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Io chiamo da Verona. Da Verona, sì, Deica. Ecco, vede quanta ignoranza politica c'è. Io sentendo questa telefonata mi si accapona la pelle. Questo è un signore che non sa che la provincia di Padova non è come il comune di Padova, è governata dalla destra se non sbaglio. Confondono perché bevono tutto quello che è vendito, no? In Veneto che abbiamo avuto Forza Italia, abbiamo avuto la Lega e li stanno imbevendo di tutte queste cose, non capiscono nulla, proprio lo devo dire. Io spero adesso che la Mazzetto non lo so che quando mi incalza sempre quando io finisco, ma veramente sono molto avvelenata. Io voglio chiedere alla Mazzetto, con 4 assessorati alla Lega, se lei mi incalza sempre dopo dicendo tanto questa parla per niente, non so. E io aspetto lei in televisione per ripeterglielo.
Abbiamo avuto e stiamo avendo, è il quarto assessorato della Lega, mi domando perché un direttore generale delle ASL, che viaggiano già con un compenso intorno ai 300.000 euro, e vengono premiati con ulteriori 180-200.000 euro. Per cosa? Se sono pagate per fare il loro mestiere, devono fare il loro mestiere. Non ho mai visto un operaio che in fabbrica, se cuce una scarpa in più, gli dà il premio, cara signora Mazzetto della Lega, e poi tagliate le risorse per i disabili, fate pagare le rette nelle strutture dove i disabili, quando le famiglie hanno passato... Sì, va bene, sentiamo. E questo lei al governo, voi al governo della Regione del Veneto, veramente fate pietà. Va bene, grazie signora, grazie del suo intervento. Allora, Mazzetta, vi lascio ribadire, tanto Pirono quanto la signora, però prima andiamo in pubblicità perché sennò volevo dire due cose, ma se mi permette, se no mi alzo vado via, lo dico ma va dopo la pubblicità. Poi già Piron lo devo sistemare, ma adesso pochino. lo sistema. Niente, facciamo rispondere. Una sistematina piccola, l'Italia di Valori anche. E l'ultimo poi la signora, ma in chiave comica. Allora niente, abbiamo... Perché ho sentito delle comiche stasera. Va bene, dica, ribadisca. Dai, ribadisca. No, bisogna dire la verità. Questa signora parla di manager e tutto il sistema della pubblica amministrazione che va rivisto, parla del Veneto e non parla delle altre regioni. Vedete, questa è la sciocchezza dell'ideologia, cioè è come il brigatismo, è come l'eversione sociale e l'ignoranza porta a dire cose che non stanno in piedi. C'è l'odio politico, ecco perché poi nascono i movimenti come quelli di Grillo che hanno tanta fortuna, perché la gente lavora con la strettoia dell'ideologia. È rimasta delusa, attenzione da situazioni che sono ben precise anche mi riferisco, scusi, mi lasci dire, a questa telefonata. Quando l'ideologia soverchia la mente, da una parte abbiamo l'eversione, le brigate rosse, cioè perché? Perché fanno tesoro di questa ideologia, di questo odio muscolare, di questo conflitto forte, e dall'altra abbiamo e nascono poi movimenti invece come quelli di Grillo. Quindi io direi che l'ideologia, questo governo Monti ha cercato di superare, fra l'altro, ha invece come si può dire, ricamata, rimpolpata, l'ha fatta ancora più forte con una tassazione, con un atteggiamento indegno di un governo, cioè perché l'impoverimento, la miseria che questo Paese dovrà affrontare nei prossimi tempi, perché la casta di manager pubblici, abbiamo visto, hanno fatto tutte le graduatorie in tutti i giornali, in tutti i porta a porta, in tutte le televisioni, però mai che Monti e Betta no, perché lui è la casta, lui è il privilegiato, quindi chi ha i privilegi, come può, scusa, togli i privilegi agli altri, dovrebbe scomparire nel nulla. Questo è un discorso serio, che non ha nulla di ideologico, come ho sentito stasera anche da parte dell'assessore, cioè con l'ideologia non si va da nessuna parte. Perfetto. Ci vuole quello che è un attimo solo realtà, perché siamo in chiusura, abbiamo una telefonata, così possiamo rispondere. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Io da Padova. Prego. Siccome prima che ho sentito il signore che ha chiamato, che ha detto che sono 4 milioni di stranieri che ci hanno preso il nostro lavoro, io sono straniero. Sì. Volevo dire, non è che noi abbiamo preso il posto di lavoro di nessuno, lavoriamo in regola tutto, sono dei lavori che tanti giovani oggi non accettano di lavorare, scusa per la lingua perché sono anch'io straniero. Se uno va in fonderia, se prendi un giovane e andare a portare in fonderia a lavorare o fa il muratore, non lo fa mica oggi, perché vogliono tanta comodità. Ah no, forse sbaglio. Noi attestiamo tutti i lavori, come in fonderia, come muratori, qualsiasi lavoro che noi lo facciamo, e poi tutto il mondo è straniero. Certo, no, assolutamente. Tutto il mondo è straniero, cioè non è cattiveria. Non è che poi mi sono sentito un po' male quando ho detto che sono 4 milioni di stranieri che hanno preso i lavori dei nostri No, ma ho capito il suo discorso, effettivamente. No, ma è corretto, infatti le persone da altri paesi arrivano perché qua trovano opportunità, certo. Trovavano? È vero, Comunque, i dati lui ha parlato bene perché ha detto che ho 3 figli che sono laureati
Non è colpa mia che io lavoro in fonderia, non ho mica preso il lavoro dei suoi figli. No, ma infatti venga in fonderia dove lavoro io, per dire, non ho problemi. Certo. Però lui deve capire che tutto il mondo è straniero. Grazie della sua puntualizzazione, è stato molto gentile. Un attimo, rispondiamo a un'altra telefonata di fila e dopo rispondiamo ad entrambi. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, dove salve. chiama? Dalla provincia di Udine. Prego. Niente, ho chiamato per dirle che lei è una grande rubacuore della più bella delle tre Venezie. Okay? Finalmente Grazie, una devozione. Deve dire qualcosa relativamente al tema? Sono contenta. No, ho telefonato solo per lei. È stato gentile. Visto che questi tre uomini sono stati Zanetti e Pierone. Prima Zanetti, perché volevo che rispondesse. Molte delle telefonate hanno evidenziato quello che abbiamo visto fin dall'inizio nel nostro confronto. Il disagio è fortissimo e a questo disagio bisogna con rapidità porvi rimedio. Le strade credo siano molte e sono molte anche condivise: interventi sui costi della politica, abbattimento dei costi inopportuni della pubblica amministrazione, intervento sul recupero dell'evasione, abbassare il costo del lavoro. Potrei andare avanti. Se tutte queste cose, ridurre le tasse, la riduzione delle imposte è necessaria, e questo non lo diciamo da oggi, a condizioni che le paghino anche chi non le ha pagate, perché altrimenti le continuano a pagare sempre gli stessi ed è difficile fare una riduzione. Quindi se tutte queste cose si fanno con provvedimenti immediati, io penso che il Paese possa riprendere respiro. Se invece si continua a battibeccare su cosa deve venire prima, se l'uovo o la gallina, penso che non arrivino entrambi, perché bisogna ormai agire, perché siamo arrivati e rispetto all'azione, io però non voglio sentir dire più che alcune cose non si possono fare perché non c'è il tempo, perché vedo che quando le cose le vogliono fare, vogliono colpire spesso e volentieri i soliti noti, come ricordava Pozzato poco fa, lì il tempo lo trovano sempre con decreti legge, con interventi legislativi immediati. Allora io penso che sia arrivato il momento, ho fatto degli esempi prima, di ridurre immediatamente dei costi che sono per questo sistema Paese allo stato attuale assolutamente inaccettabili, e alcuni li ho citati prima. Quindi quando il telespettatore diceva dove viviamo in questo Paese, campiamo anche noi di uno stipendio. Molti di noi, me per primo, non fa il politico di professione, si appassiona alla politica come cittadino e cerco di portare il mio contributo rispetto alla funzione che svolgo come normalissimo Pirone, rispondendo anche ai nostri telespettatori. Ma io conclusione. Credo che bisogna tentare di leggere i numeri, anche se non sempre è semplice. I numeri dicono, ad esempio, l'INPS e il Ministero degli Interni dicono che nel 2010 i lavoratori immigrati nella loro globalità hanno lasciato a disposizione dello Stato 1,5 miliardi circa di euro. Quindi tra quanto costano il sistema sanitario, sociale, scolastico e quanto producono nel loro insieme, nel 2010 i dati del governo italiano e dello Stato italiano dicono 1,5 miliardi che è rimasto. Ora, che ci sia un problema per i nostri giovani, questo non c'è ombra di dubbio, però che i lavoratori immigrati abbiano sottratto o rubato il posto ad altri, faccio fatica a pensarlo, anche perché noi non avremmo comunque i numeri delle persone che nei prossimi 5, 10, 15 anni vadano a coprire. Se la situazione sia cambiata, poi è tutta la situazione è cambiata, ma insomma questi erano i dati. Dopodiché, se vogliamo fare le cose, si possono fare, bisogna decidere però di metterci la volontà e di metterci la faccia. Io ribadisco che noi nel nostro piccolo abbiamo ridotto le spese e abbiamo dato posti di lavoro. Solo nella scuola abbiamo creato 44, mi pare, nuovi posti di lavoro in anni difficilissimi, e abbiamo dato più servizi alle famiglie, anche alle famiglie che hanno difficoltà economiche, e stiamo chiedendo a tutti di pagare un po' di più e di pagare meglio progressivamente legati al reddito i servizi che eroghiamo per sostenere le famiglie che hanno più difficoltà. Quindi si può fare. È stato col piatto unico, ne hai avuto di disguidi, signora Mazzetto, non è tutto oro quello che fa un'amministrazione, è normale, non puoi avere fatto tutto e di più, anche tu hai fatto. Io ho detto che se si vuole è possibile, stai rimediando, possiamo dire l'appalto con le mense, bene, anche lì abbiamo visto degli errori. Adesso se cominciamo a parlare di Padova è meglio che tu stia zitto, perché altrimenti il dibattito va fuori tema.
volta. Siamo fuori tema. No, ma io non voglio le critiche. Scusate un attimo. Scusate un attimo. Basta, no. C'è stato chiesto di dire quello che si può fare. Allora ti ho detto quello che abbiamo fatto. Vabbè, ma limitatamente alla se vuoi dire questa cosa, devi avere il coraggio di andarsene in fondo. E voi 12 assessore al posto di 10. La volontà di avete già incominciato col vulnus, dai il comune. No, va bene. Comunque siamo in chiusura. Non accetto di essere offeso da nessuno. Io dico, non offeso, dico la verità. Ma la verità è una cosa che non ti appartiene, per come tu sei un cittadino e la non puoi verità non raccontare ce delle l'hai, storie. non E allora dico quello che c'è. Allora, va bene, non è la verità, è una realtà alternativa alla tua, non è tutto oro colato. Mazzetto, ha detto la sua, abbiamo capito. Piron finisce, cosa dopo passiamo alla battuta di chiusura Pozzato. Una geografia del comune di Padova. Della verità non me ne frega proprio niente, va bene? Sei fuori tema, non è l'argomento di stasera. Allora, Piron, proprio una battuta di chiusura perché siamo in chiusura. Allora, i numeri del bilancio dicono questo, che le cavolate che sta dicendo la Mazzetta sulle mense è realtà. È stato contestato a piene mani dalle donne. Scusi signora, scusi, ma se noi non vogliamo parlare delle mense, abbiamo voluto sapere dei provvedimenti concreti. Sta parlando del comune di Padova che cambia argomento. Ma ha fatto degli esempi concreti, a noi serve anche nel piccolo l'esempio concreto. In cui racconta tutte le cose che lui ha fatto. Mi pare che non sia il tema e l'argomento di questa serata. Vogliamo spiegare ai cittadini come si può fare per trovare i soldi e dare i servizi alle famiglie? Fermala, perché io devo chiudere la trasmissione senza parlare a Pozzato. Mi pareva che tu fossi il tema. No, scusate un attimo, allora io posso dire, scusa Pozzato, anche se non è nel mio stile, parlo più forte. Non accetto. No, dai, fermola un attimo. Allora, fermola. Mazzetto, per cortesia, silenzio un attimo, voglio che finisca Piron, dica una cosa. Piron, una cosa. Andarsi a prendere i dati del bilancio depositati, la ricontrattazione del solo contratto sulla ristorazione ha fruttato al Comune di Padova 956.000 euro nell'anno 2011, 956.000 nell'anno 2012. Questo vuol dire 150 bambini in più che mangiano. Per cortesia, Mazzetta. Io dico non ci interessa. Per cortesia, vatti a leggere il bilancio. Vai a leggere il bilancio. Cose non vere, è fuori tema. Lo discuteremo in consiglio, non interessa. Sei fuori tema. State dicendo non puoi venire qui Piron, per cortesia, Mazzetto, per cortesia. Ma Pozzato, per rispetto di Pozzato. Io quello che dico a costo poi che ce l'abbiano con me, dico buoni, per favore, dai, oggi è un tempo in cui questa relazione tra la politica nelle anime diverse, opposizione... No, Pozzato, non accetto nemmeno questo. Io parlo di dati di bilancio, punto. È venuto qui con la sua agenda e voleva leggere, non si può fare nulla. Ti piaccia o non ti piace? Ma senta, lo facciamo parlare Pozzato anche Piron, per cortesia. Faccia la battuta. Devi andare a casa con questa lezione. Io sto dicendo che aspetta un attimo, oggi e ricordiamo come è iniziata questa trasmissione. Siamo ai limiti della coesione sociale. E siamo d'accordo. Non mi interessa, Piron, che siamo d'accordo. Oggi non c'è più tempo per perdere tempo. Punto. Io, come responsabile di una struttura sindacale, vedo e me ne dispiaccio. E non entro nel merito se è Toni o se è Beppi, perché se oggi è Beppi, domani un'altra sede è Toni. Me ne dispiace di vedere la politica che ha ancora tempo di dibattere usando tempo prezioso per invece risolvere i problemi della nostra comunità. Dice il sindacato, chiarissimo. No, è stato chiarissimo. Zanetti, battuta? La battuta 2 secondi? Sì, proprio 2 secondi, condivido quello che diceva poco fa Pozzato, è arrivato il momento di utilizzare l'energia migliore per risolvere i problemi, non fare inutili polemiche, insomma. Allora, chiarito questo, noi chiudiamo, ringraziamo i nostri telespettatori di essere stati qui con voi, di essere intervenuti con le telefonate, hanno mandato i messaggi. Io voglio chiudere con un contributo preso dal Fatto Quotidiano, un'intervista a un imprenditore, per capire da questa voce, che è una voce reale, non è inventata, a che punto siamo del sistema, della tenuta sociale di questo sistema. Ringraziando anche i nostri interlocutori in studio, vi saluto e noi ci vediamo domani alle 12:40. Grazie e buonanotte. Sono perseguitato dal 2003 a oggi, sono perseguitato dall'Agenzia delle Entrate, dove mi hanno controllato 3 operazioni, interventi di costruzione che ho fatto dal 2002 a oggi,
dove 3 cause le ho vinte sempre, dove mi hanno fatto 1,6 milioni di multa a titolo personale, mi hanno controllato dei conti correnti miei personali, dove mi hanno fatto 1,6 milioni di multa e ho vinto, tanto è vero che adesso sto facendo fare altri ricorsi, mi hanno dato 3.000 euro loro di spese a me. È una persecuzione che non ce la faccio più. Oggi sono arrivato in questa situazione ad alzare le mani a 2 persone che fanno il suo lavoro, per me non lo fanno, vabbè, il suo lavoro è quello che è, però ho perso la pazienza. Loro dicono che lei deve 250.000 euro. No, loro dicono che io devo dare a loro 950.000 euro. Allora, perché ho fatto un cantiere nel 2005 dove me lo stanno controllando, questa situazione che loro sono venuti oggi a cercare e bloccarmi i conti della società, io ho un'udienza il 30 maggio, fra 15 giorni si può dire, perché siete venuti a cercare che cosa? Mi vogliono bloccare i conti personali, i conti della società? Però non esiste, io ho già un'udienza al giorno 30, perché venite ancora a perseguitarmi? Mi state provocando, mi stanno portando all'esasperazione. Io non mi ammazzerò come ha fatto poveri disgraziati, preferisco fare questo casino e ne farò altri più gravi direttamente negli uffici se continuano a perseguitarmi. Io oggi ho parlato con i miei avvocati dove mi devo difendere perché questa è una persecuzione, non ne posso più, mi stanno portando all'esasperazione, o mi suicido o ammazzo qualcuno. Quindi secondo lei era ingiusto questo sequestro? Quello che stanno facendo era già previsto, lo stavano facendo, tant'è vero che io il 30 maggio ho l'udienza per questa causa, non capisco oggi questa visita dell'Equitalia. Ci spieghi oggi che è successo, perché è importante. È successo che io mi sono lamentato che siete qua su una cosa che già sappiamo e che l'avvocato mio giorno 30 c'è l'udienza. Dico, perché ancora siete qua? Guardi, è inutile che si incazza, stia zitto che noi dobbiamo fare il nostro lavoro. E lì ho perso la pazienza, scusatemi. Che ha fatto? Io ho alzato le mani di brutto, come loro le hanno alzate a me, erano in 2. Io ho iniziato, ma loro mi hanno colpito anche loro. Lei dov'è che è stato colpito? Tanto è vero, sto andando in stato di soccorso perché mi fa male la spalla e mi fa male lo stomaco. Lei che accuse sono state mosse? Lesioni così, cioè che ho alzato le mani a 2 funzionari, non so adesso le parole giuste. Quindi ha proprio perso la pazienza? Sì, ho perso la pazienza, scusate. Io ho sentito dire che lei vuole querelare qualcuno. Sì, querelò loro, questi signori qua. Perché? Perché? Mi hanno offeso dicendo di stare zitto, che noi facciamo, io ho il dovere di parlare e chiedere delle cose, non mi puoi dire stai zitto che noi facciamo il nostro lavoro. E io cosa sto facendo? Sto rubando? Vi ho dimostrato 3 volte che mi avete accusato su certe cose, tutte e 3 volte ho vinto e ho le prove e tutto, perché ancora venite dietro di me per farmi suicidare? Io non mi suicido.